Bene, grazie Presidente Galante per l'invito. Il tema della giornata lo avete nel programma, ma vorrei ricordarlo, divideremo in due sostanzialmente tavole rotonde gli interventi di oggi, che riguarderanno chiaramente la regione e l'area macroeconomica in cui ci troviamo, quindi il nord-est, cercando di capire da un lato, prima vi sarà una relazione importante sullo stato di salute dell'economia e della capacità di competere che ha l'economia nordestina, e poi da lì partiremo per capire che cosa si può fare, dove si può intervenire, su due fronti sostanzialmente. Il primo riguarda il capitale umano, tema molto delicato in questi mesi, soprattutto diciamo, nel post-pandemia, e la digitalizzazione intesa non come una frase retorica di cui ormai tutti si riempiono la bocca come la sostenibilità, ma qualcosa che deve aiutare le imprese a competere in maniera ancora più decisa. Poi parleremo dei temi di carattere invece infrastrutturale, diciamo così, mobilità, logistica, dove il nord-est qualche problema ce l'ha, e anche di una visione sulla sostenibilità, anche qui in maniera molto concreta, visto che c'è una presenza molto importante del gruppo Eni in questa regione, il tutto con anche imprenditori che rappresentano e da sempre rappresentano delle punte d'avanguardia in questa regione. A proposito però di imprenditori e di punte d'avanguardia in questa regione, io non posso non chiedervi di ricordare con un minuto di silenzio Andrea Ariello, e quindi vi chiederei di alzarvi in piedi cortesemente. I funerali si sono tenuti oggi, per me era anche un amico, oltre che un grandissimo imprenditore e un vostro grande ex presidente. Grazie. Bene, allora il primo intervento che chiamo sul palco di carattere istituzionale, del primo applauso che vi chiedo, oltre a quello che abbiamo giustamente tributato alla memoria di Andrea Ariello, e per Vincenzo Marinese, che è Presidente di Confindustria Venezia, area metropolitana di Venezia e Rovigo, e sappiamo che proprio la Confindustria qui si sta muovendo verso forme di maggiore aggregazione, diciamo così, e meno dispersive. Prego Vincenzo. Grazie Sebastiano, grazie a tutti. Manuela, il tuo giorno, la tua assemblea, vedo tutta la tua famiglia qui davanti a me, tutti i tuoi colleghi. E vi voglio raccontare alcuni episodi della mia vita che mi hanno legato al gruppo Giovani, e poi invece voglio fare due considerazioni sul titolo, che non vedo. No, non sono io il titolo. Quale futuro per la nostra impresa? Io mi sono trasferito qui il 23 gennaio del 1995 con una micra. Quando mi sono trasferito ho comprato una piccolissima azienda, 2 dipendenti, e ho pensato immediatamente di iscrivermi al gruppo Giovani, essendo un piccolissimo imprenditore, e chi mi ha iscritto è proprio stato Giampaolo Fagioli, che mi ha fatto la prima scheda. Mi sono iscritto perché ritenevo che far parte di una comunità, pur non conoscendola, diventasse o fosse un elemento straordinario di condivisione, di contaminazione e anche di aggregazione. Dopo qualche anno mi sono candidato al consiglio direttivo di Confindustria Venezia del gruppo Giovani, dove ho incontrato degli amici. Mi sono candidato al consiglio direttivo, poi per lavoro non riuscii a partecipare, presi 0 voti e non fui eletto. E non l'ho vissuta come una delusione, ma come un percorso di vita. E ho continuato a frequentare il gruppo Giovani. Mi è sempre piaciuta l'idea di condividere, di giocare, di fare qualcosa di alternativo, di fare delle proposte nuove, innovative. Vedevo i senior arroccati verso determinate tematiche, vedevo invece il gruppo Giovani come il gruppo Giovani che guardasse al futuro e facesse anche delle proposte dirompenti. E grazie a questo gruppo Giovani ho incontrato persone, ci siamo aggregati, ci siamo conosciuti, sono nate profonde amicizie, qualcuno di noi purtroppo oggi non c'è più. E ho vissuto l'associazione sempre con grande rispetto e con grande amore, a tal punto che ho avuto anche l'onore e ho l'onore di presiederla. L'associazione, vedete, è qualcosa di serio, qualcosa di intimo, che prescinde dalla carriera. Noi quando siamo in associazione ci mettiamo tutti noi stessi e poi ci affezioniamo, perché le aziende, le associazioni
Noi siamo fatti di sentimenti, di passione, di pensieri, di ambizioni. E questo viene coagulato all'interno del mondo dell'associazione, che è un mondo in cui nessuno ti obbliga a partecipare, ma lo fai volontariamente. Ed è bello vedervi così tanti qui, ed è altrettanto bello, come ha ricordato Sebastiano Barisoni, l'idea di aggregarci, perché nella socialità l'idea dell'aggregazione significa enfatizzare questa contaminazione per far sintesi, per difendere l'impresa. E arrivo al titolo di oggi. E non per difendere l'impresa perché è un interesse di parte, perché è un interesse collettivo. Perché io alla domanda del nostro futuro, del futuro delle imprese, faccio un'altra domanda, e qui vi invito a fare una riflessione. Cosa sarebbe questo Paese senza un'impresa? Potremmo mai pensare senza un'impresa di accendere le lampadine, di avere questo microfono, di avere questo schermo? Potremmo mai rispondere alle sollecitazioni del Presidente del Consiglio Draghi, che ci dice: abbiamo fatto un errore strategico, non possiamo dipendere dalla Russia dal punto di vista energetico? Allora la mia domanda è vera? La mia risposta è assolutamente sì. Noi abbiamo abdicato la produzione, oppure dall'altra parte alcuni assetti strategici li abbiamo ceduti a terzi, avviando anche una politica di industrializzazione, seguendo le ideologie, perché le ideologie purtroppo sono più forti di noi, perché noi partecipiamo saltuariamente, non andiamo a protestare, non amiamo i social magari li utilizziamo per raccontare momenti sporadici della nostra vita, ma le ideologie ci seguono tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Chi manifesta per il no è molto più forte per chi fa la proposta per il sì. Ma noi dobbiamo alimentare in noi stessi l'idea che noi non possiamo dipendere come sistema industriale da altri, perché nel momento in cui l'impresa non c'è più, noi abbiamo 3 alternative per i nostri figli. E non è demagogia, perché qualcuno può pensare che faccio demagogia. Io non faccio demagogia, perché io, finito questo incontro, finito questo intervento, una mattina mi sveglio e faccio una cosa semplice: metto insieme il pranzo con la cena. Ho un'azienda da mantenere e un'azienda da avviare, e tutti i problemi sono all'interno dell'azienda. Perciò chi pensa che noi facciamo demagogia, venga con noi 2 giorni in fabbrica. Come ha detto Papa Bergoglio, annusi il lavoro. E quando annusa il lavoro, vediamo quanta depressione gli viene. Allora, in questo contesto qui, noi dobbiamo riavvicinare, riappropriarci di un sentimento, che l'impresa è un valore di tutti, non solo dell'imprenditore. Perché se noi non riavviciniamo i nostri giovani al lavoro, e oggi se ne parlerà, se noi non riavviciniamo questo sentimento al valore di essere parte integrante dello sviluppo di un territorio, dal punto di vista sociale, dal punto di vista etico, dal punto di vista economico, dal punto di vista ambientale, alla fine allontaniamo e creiamo soltanto frustrazione, quella frustrazione che poi alla fine si riversa sul no, si riversa sulle contestazioni, si riversa sulle ideologie, si riversa sul fatto che non si può fare, perché se lo fai sicuramente ci guadagni, se lo fai perché stai speculando, se lo fai è perché il tuo interesse è contro il mio. Il futuro, noi siamo davanti a grandi sfide dove purtroppo non è che siamo stati tanto ascoltati, in generale. Siamo stati i primi a dire che per i noli avevamo un problema, che si stavano duplicando. I noli hanno un impatto diretto sulle esportazioni, eppure i prezzi dei noli stavano decuplicando. Siamo stati i primi nel 2021 a dire che c'era un problema sulle materie prime, che c'era carenza delle materie prime che stavano aumentando. Come abbiamo detto nel 2020, che la pandemia non la potevamo risolvere con l'indebitamento delle aziende, ci siamo indebitati per 250 miliardi. Ci siamo indebitati, il sistema industriale di questo territorio, di questo Paese, si è indebitato per 250 miliardi, con 250 miliardi di debito occulto, perché nel momento in cui le aziende non riescono a pagarle, parte di esse sarà un ulteriore debito pubblico, perché con la garanzia del medio credito centrale, alla fine lo Stato è quello il quale paga. Abbiamo chiesto di spalmare questi debiti nel medio-lungo periodo, perché è vero che ci sono aziende che vanno bene, ma ci sono tante altre aziende nella filiera che soffrono. E noi abbiamo un tessuto industriale fatto di grandi, di medie e di piccole imprese. Qui in questo territorio abbiamo un'impresa ogni 6-7 abitanti e ne stiamo uscendo indenni, poi magari il dottor Paolazzi mi smentirà, però alla fine abbiamo una scommessa di crescita, ma dall'altra parte abbiamo purtroppo
dei gap da recuperare, dal punto di vista della qualificazione delle risorse umane, dal punto di vista della formazione delle risorse umane, dal punto di vista dell'approvvigionamento, dal punto di vista anche di alcune cose che dobbiamo fare noi come imprenditori, aggregarci, crescere in termini di dimensione, perché in un mercato globale siamo troppo piccoli, ma dall'altra parte non possiamo essere vessati alla burocrazia anche quando decidiamo di crescere. Perciò il mio messaggio è un messaggio di speranza ed è un messaggio di orgoglio, guardandolo criticamente. E prima di mandare il mio messaggio volevo fare un invito alla politica, ma non in senso generale. A questa volta, appunto, un invito ad azione. Noi abbiamo presentato un progetto per il piano per la zona economica speciale, 2 miliardi e 600 milioni di euro di investimenti privati, 27.700 posti di lavoro, piano che è stato fatto poi dalla Regione, il 15% del PIL. Sono 3 anni che aspettiamo, 1 anno e mezzo che litighiamo, che discutiamo col Ministero del Sud. È stato fatto un accordo tra Regione e Ministero del Sud, 15% del PIL a regime, 177.000 posti di lavoro. Azione vuol dire fare. Se essere seri significa rispettare. Quando io firmo un accordo, l'accordo lo voglio rispettato. Perché se noi vogliamo essere credibili e seri all'interno dell'azienda, quando prendiamo degli impegni e li sottoscriviamo, li dobbiamo rispettare. Questo vale anche per Azione, vale per la ministra Carfagna e vale per l'onorevole Calenda. Perciò chiedo all'onorevole Calenda, attraverso questa assemblea pubblica, di essere credibili, di fare e di essere seri. Il messaggio: siamo un grande territorio, cresciamo di anno in anno, siamo resilienti, ci capitalizziamo, il nostro tessuto industriale dal punto di vista della sostenibilità ambientale è un'eccellenza. Sentirete parlare Antonio De Roma dell'ENI. Noi qui produciamo diesel, gasolio che proviene dall'olio di frittura, tra un po' anche dalle carcasse degli animali, in odore e in colore, senza emissioni. Abbiamo sviluppato il primo distributore alla produzione di idrogeno, abbiamo Mater Biotech e qui produrremo le nuove batterie a lidio per la 3ª generazione delle auto elettriche. Respiriamo di transizione, di sostenibilità. Ci capitalizziamo ogni anno 7 miliardi e 700 milioni e perciò ai giovani dico: continuate a proporre in maniera forte, perché il futuro dalle nostre mani non ce lo facciamo togliere. Grazie. Grazie Presidente. Sì, molti gli spunti, adesso non voglio deviare dal tema del convegno. Certo che, e poi ne parleremo, nella capacità di incidere sull'immaginario collettivo, lei parlava prima dei giovani, e nel far capire cos'è l'impresa nelle nuove generazioni, soprattutto in alcune aree del Paese, ma anche al nord. Sarebbe stato interessante avere uno sforzo ulteriore anche dell'associazione. Nel senso che in tempi non sospetti, 10-15 anni fa, io dicevo: va bene fare la lobby a Roma, perché la lobby serve per gli interessi della manifattura, però è strano un paese in cui abbiamo fatto una fiction televisiva. Cito le fiction televisive perché è lì che tu costruisci l'immaginario di chi non conosce, per esempio, le imprese. Strano un paese che ha fatto una fiction televisiva su tutto, sui preti, sui carabinieri, sulle commesse, sui baristi, su quant'altro. Non c'è mezza fiction televisiva, non sto citando quella di Olivetti, che riguarda un altro, che racconti quello che abbia come protagonista un imprenditore. Se voi fate attenzione, l'imprenditore ancora nell'immaginario che si crea attraverso il cinema e la televisione ha delle caratteristiche che sono declinate quasi sempre in negativo, ve lo dico. Cioè è di solito un arruffone, e qui mi fermo a questo, un baruccone, diremmo da queste parti, e quant'altro. Quindi c'è stata anche una difficoltà nel far passare un messaggio che l'imprenditore che io conosco, che Luca conosce, che noi conosciamo, ha tutt'altre caratteristiche. E poi non deve sorprendere se ancora in molti ragazzi non capiscono cosa sia una fabbrica. Qualcuno mi raccontava, eravamo in Emilia, che dopo uno sforzo molto grosso riuscirono, la Confindustria locale riuscì a portare delle classi a vedere una fabbrica per far capire cos'era la fabbrica adesso, che non era più Charlie Chaplin e la catena di montaggio, la tuta blu, per vedere l'automazione, i camici bianchi e quant'altro. Superata questa bellissima giornata di didattica con le classi, a un certo momento un insegnante ha detto: vedete,
Quindi se non studiate è qui che finirete. Se tu non cambi questo approccio andiamo da nessuna parte. Comunque, ma ne parleremo in un altro convegno, perché poi manca questo messaggio veicolato anche delle volte dal corpo docenti, quindi il rapporto impresa, scuola superiore, impresa ITS, impresa istituti tecnici andrebbe rafforzato ulteriormente con una valenza pedagogica ancora più forte da parte vostra, non lo puoi chiedere un corpo docenti mediamente in età non più giovanissima. Comunque, chiamo sul palco invece l'assessore Massimiliano De Martini, che è assessore all'urbanistica, all'edilizia privata e all'ambiente del Comune di Venezia. Eccolo qua, grazie, il secondo applauso che vi chiedo. Sì, questo è un saluto istituzionale, quindi mi farebbe piacere anche intervenire nei contenuti, però rimango all'interno dei binari. Porto innanzitutto il saluto del sindaco Brugnaro, che oltre ad essere sindaco della città, sapete che questa è la sua famiglia, la famiglia dove lui è cresciuto, la famiglia dove ha la sua impresa, quindi magari oggi con grande dispiacere non è qui, però sta cercando di portare un'esperienza amministrativa oltre il confine della nostra città, del nostro territorio. Non voglio fare marketing territoriale o marketing politico di questa amministrazione perché non è il caso, però penso che questo sia un territorio fertile, un territorio che anche il Presidente Marinesi in più occasioni ha dimostrato con numeri anche in 2 anni di pandemia che il PIL è nettamente inattivo rispetto ad altri settori commerciali. E quindi fa capire che se le aziende sono in attivo vuol dire che ci sono le imprese che anche nella difficoltà sono organizzate e spesso volentieri però sono state lasciate sole. Questo è un evento di Confindustria Giovani, Venezia e Rovigo, quindi anche in questo caso è la linfa nuova. E crescere in un momento di difficoltà chiede a queste donne e a questi uomini di avere un qualcosa di diverso rispetto a chi è più attrezzato, che non deve essere l'improvvisazione, ma sicuramente deve essere la capacità, la tecnica, ma soprattutto la lungimiranza. Mi accomuna il pensiero fatto dal Presidente Marinese sulla speranza. Non c'è da vedere per forza un bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. Qui c'è da capire che comunque fate parte, come categoria, non solo di un sistema di città, di territorio, ma di un sistema nazionale. E quel sistema nazionale che ha bisogno di essere ricucito, un patchwork che ogni pezzo è andato per conto suo negli ultimi decenni, ma ora ha bisogno di persone che la sappiano ricostruire questa tela. E lo dico chiudendo il mio intervento, che anch'io penso che per tanti anni l'economia privata ideologicamente sia stata vista come una minaccia per lo Stato, per il governo. Così non è. Così non è. Ora bisogna avere la forza di mettere dei puntini veri su lei, perché siamo tutti in crisi e ci si fa male. E bisogna farlo capire con la libertà di espressione, con un sistema democratico, ma soprattutto con la ragionevolezza. Io qualche settimana fa ho finito di leggere un libro, ma non ho preparato un discorso, E dico, ma alla fine siamo un popolo veramente sbagliato, di fannulloni, di incapaci, di essere sempre mantenuti e sostenuti da qualcun altro? E allora, in questo libro, dopo vi dico il titolo, è una nazione che aveva degli italiani che hanno inventato per il primo al mondo il motore a scoppio, il microchip, la pila elettrica, il telefono, la radio, il polipropilene isotatico che sarebbe la plastica, un mezzo aereo, il velocipite, il commutatore di macchine elettriche, una macchina fotografica automatica, lo sfigometro che non è un misuratore di cose che vanno male, ma è quello che misura la pressione arteriosa, l'aliscafo, il sismografo, il cambio delle biciclette, l'elicottero, ma, dulcis in fondo, non sono dato in ordine cronologico, il reattore nucleare grazie a Fermi. Era il 1942. Allora, io penso che le capacità di questa nazione, di questo popolo, sono fantastiche. Oggi dobbiamo ridare la possibilità a imprese, a donne e uomini che fanno impresa, di esprimersi e dare il meglio di loro stessi. Il lavoro non è solo un luogo impiegatizio dove si soddisfa la quotidianità con il pranzo e la cena, che deve essere soddisfatta. Non è semplicemente, ma è un luogo dove donne e uomini si esprimono. Allora, ripercorrendo solo alcune di questi brevetti, non voglio parlare di Leonardo da Vinci, di Amerigo Vespucci, di Cristoforo Colombo, di Marco Polo, non voglio parlare di altre cose, no? Io penso che nel nostro DNA abbiamo le capacità
Ora è il momento che queste capacità, guardando indietro, non vuol dire tornare indietro, ma vuol dire, per fortuna, che una volta se si guarda indietro vuol dire fare un passo in avanti. Io starò qui, sono interessato a quello che direte oggi, mi fa piacere anche che ci sia la rappresentanza di Eni, che ha fatto un progetto importantissimo, come ricordava prima il Presidente Marinese, con non solo l'impianto idrogeno, ma l'obiettivo è la produzione dell'idrogeno su questi 2200 ettari di Porto Marghera, che sicuramente segna una nuova era. Quindi la frizzantezza di questo territorio della provincia di Venezia, della città metropolitana di Venezia, di Rovigo, sicuramente avrà risorsa in voi per poter segnare sicuramente la stabilità del nostro territorio, ma anche della nostra economia. Grazie. Assessore, non ci ha detto il nome del libro? Il nome del libro non ci ha detto? 150 brevetti italiani. Grazie. Adesso entriamo nella parte ancora istituzionale per poi avere invece una fotografia di carattere economico, perché i temi che venivano evocati dal vostro Presidente Marinese in realtà sono temi, e anche la differenza nell'approccio tra giovani e senior, che ho potuto testimoniare anch'io, sono temi che valgono anche su base nazionale, no? Hanno la loro forza nel nord-est, ma hanno sicuramente un loro vigore anche su base nazionale. Ecco perché chiamo sul palco il Presidente del Gruppo Giovani di Confindustria, Riccardo Di Stefano, che è il vostro Presidente nazionale. Prego. Buon pomeriggio a tutti, cari amici, cari colleghi. Sono felice di essere qui con voi oggi pomeriggio e per questo ringrazio Manuela Galante, la vostra Presidente, e il Presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinese, l'amico Vincenzo, per l'ospitalità e poi perché credo che partecipare a un'assemblea sia un elemento che arricchisce molto di più chi viene rispetto a chi ospita, perché almeno nel mio caso mi dà la possibilità, come dire, di apprendere tante necessità, tante peculiarità, tante potenzialità che il nostro territorio straordinario ha e che invece spesso, un po' come si diceva, non arrivano a Roma come si dovrebbe. E anche il tema della giornata secondo me è particolarmente importante, perché parlare oggi, domandarsi e parlare delle prospettive del valore, del patrimonio industriale, imprenditoriale del nostro Paese vuol dire naturalmente non trascurare il tema omnipresente nelle nostre agende, probabilmente anche nelle nostre teste, che è quello dell'energia, ma cercare di fare uno sforzo che è un tema contingente e di lungo periodo, ma ricordarsi che il nostro sistema imprenditoriale, il valore delle nostre imprese è fatto di molti altri fattori e da un ruolo molto maggiore della mera produzione del PIL. È fatto di fattori che conosciamo bene, che sono il valore straordinario del nostro capitale umano, della forza che le piccole e medie imprese italiane, con tutti i propri limiti, hanno apportato in Italia, lo ricordava anche l'assessore con i brevetti, nel mondo e che ha arricchito e fatto grande un paese trasformatore, povero in materie prime. Lo fa malgrado tutto, nonostante tutti i vincoli ancora, e lo fa in maniera eccellente malgrado 2 anni di pandemia, la guerra, gli shock energetici, i cari dei materie prime, insomma, se una volta si diceva mancano le cavallette, sono arrivate in Sardegna, quindi non farei altre battute in questo senso. E credo che a proposito appunto della necessità di riscoprire il ruolo delle imprese italiane come attore sociale, come elemento capace di modellare, innovare, di creare nuovi modelli economici e sociali. Lo ha avuto nell'ultimo cinquantennio, dal dopoguerra in poi, e lo deve avere in particolare oggi. Credo non possiamo non citare l'assemblea che ha avuto un valore molto importante per noi imprenditori con Sua Santità, Papa Francesco, perché ha in tutti noi ricordato molto, raccomandato molto, ma anche esaltato il valore di un umanesimo industriale, di un sentimento che va oltre le mura della nostra azienda, ma che pervade i territori, le famiglie dei nostri collaboratori, le nostre comunità, e che sentiamo molto forte.
come giovani imprenditori, credo, cara Manuela, cari colleghi, che la nostra sia una sfida ancora più complessa, perché oltre al tema, al valore della cultura d'impresa, della sostenibilità e della, come dire, delle finanze pubbliche, insomma, delle nostre società, ci sia l'onere, la grande responsabilità e il privilegio di indicare la strada del futuro, che è fatto naturalmente di un'attenzione al welfare, di un ritorno alla demografia assolutamente determinante per invertire i mali che questo Paese patisce ormai da troppo tempo, di cavalcare attraverso le competenze. Il nostro moderatore ricordava quanto in questi anni si sia poco investito sulla formazione tecnica di terzo livello, sulle competenze e la professionalità, che ha portato a una fuga dalla fabbrica, a un racconto sbagliato della fabbrica e ha allontanato tanti giovani dal mestiere dell'imprenditore. Negli ultimi 10 anni 400.000 imprenditori in meno giovani sono una ferita aperta nel nostro sistema economico, e farlo attraverso le competenze, cavalcando la twin transition digitale ed ecologica, con la nostro essere nativi digitali, vivere in un'Europa molto più interconnessa, è, dicevo, un privilegio e un'enorme responsabilità che, cara Manuela, cari colleghi, da qui ai prossimi anni saremo certamente in grado di portare avanti. Grazie. Grazie Presidente. Adesso, come annunciato, entriamo nel vivo, nel senso che preliminare a tutti i ragionamenti che verranno fatti poi nelle due tavole rotonde è il rapporto che sto per chiamare sul palco, meglio sto per chiamare sul palco, non un rapporto ma un uomo che lo ha curato, e che è chiaramente Luca Paolazzi, direttore scientifico della Fondazione Nord-Est. Ci parlerà del passato, del presente e del futuro. Su questo poi do già a Luca, che so che non voleva la mia domanda, ma la faccio uguale, perché è un collega del Sole, insomma, gli do del tu. È chiaro, Luca, tu che studi da sempre la macroeconomia e le tendenze, hai scritto dei libri bellissimi anche con Galimberti, che periodi così, diciamo, rivoluzionari, uso un termine volutamente alto, tendono, perché muta tutto, mutano i paradigmi, tendono ad accorciare la nostra capacità di visione di futuro. Come fu scritto su un muro di Milano una volta, il futuro non è più quello di una volta. Cioè abbiamo tutti la sensazione che l'orizzonte, che quando ho iniziato a fare questo lavoro era 20-30 anni, le imprese presentavano piani a 5-10 anni, c'è la sensazione che tutto il mare incognito che abbiamo di fronte accorci la nostra capacità di avere un orizzonte e di avere un futuro come quello di una volta. Su questa, diciamo, suggestione, mettiamola così, ti lascio e vi chiedo il quarto applauso per Luca Paolazzi. Grazie. Grazie Sebastiano, grazie Presidente Valente per questa sera, grazie Presidente Marinese. Non so se fare la relazione o rispondere alle domande e anche in un certo senso agli interventi che sono venuti prima. Due battute volanti. Nel 1998, l'hai citato tu, è colpa tua Sebastiano, abbiamo chiuso con Fabrizio Galimberti un libro sulla storia economica d'Italia, un breve libro una storia breve dell'economia italiana. Le ultime 2 pagine di sintesi cercavano di guardare avanti, al futuro. E l'affermazione era: abbiamo di fronte sfide che richiedono una qualità che questo Paese non ha mai avuto, che è quello di essere sistema. Non l'ha mai avuto nei secoli, non negli ultimi 20 anni. Quali erano queste sfide? Cambiamenti tecnologici e la globalizzazione. Poi è arrivato il 2000, è arrivata la Cina al WTO, è arrivata la digitalizzazione, e stasera sento ancora dire lasciamo gli imprenditori liberi. Allora, per me, io lo dico veramente,
non come posizione politica, perché sto facendo delle cose come direttore scientifico della Fondazione Nord-Est con il solo intento, ho accettato questo incarico, di aiutare questo territorio e questi territori a ritrovare il sentiero dello sviluppo. Non c'è nessun tipo di ambizione personale. Quello che devo dare dal punto di vista professionale l'ho dato, ho ottenuto soddisfazioni incredibili, non c'è, e cerco di collaborare con tutti, qualunque bandiera, qualunque cosa, con questo unico scopo. Allora, se facciamo sistema, se impariamo a fare sistema, riusciremo a farcela. Se continuiamo a pensare che il singolo vince, no. Questo è, mettiamocelo in testa. Infatti applaudo la decisione coraggiosa di mettere insieme realtà territorialmente così, come dire, variegate, uso questo termine, e distinte e distintive, perché ciascuno ha le sue caratteristiche e i suoi valori, come sono Treviso, Padova, Venezia e Rovigo, in un'unica associazione, perché quella per me è la strada, perché bisogna lavorare insieme. Questo è a fondamento di tutto. E riguardo al futuro, per me, io ho un'immagine del futuro. Abbiamo presentato in questa sala il rapporto della Fondazione Nord-Est, il titolo "Il futuro sta passando, chi è pronto, chi no". E la mia idea di futuro è che il futuro è un arazzo. Citando Sant'Agostino nelle Confessioni, Sant'Agostino dice: non esistono tre tempi, non esiste il passato, il presente e il futuro, esiste un solo tempo che è il presente. Il passato non è più e quindi non esiste più, il futuro non è ancora, però esiste il presente del passato, che è la memoria, il presente del presente, che è la visione, e il presente del futuro, che è l'attesa. Ecco, noi non possiamo prevedere il futuro, possiamo costruirlo, e la costruzione di questo futuro in realtà è un arazzo, e questa è la mia immagine, costruito da miliardi di mani, perché ci sono circa 7 miliardi di persone in questo pianeta e tutti contano, come possiamo vedere col cambiamento climatico, senza un disegno, quindi non c'è un artista che ha disegnato questo arazzo e qualcuno che realizza, e senza una regia. Allora a maggior ragione bisogna fare sistema e recuperare le fondamenta, le basi da cui partire, che è il capitale umano, il capitale sociale, sono le persone, a cui vanno dati gli strumenti anche per capire dove siamo e dove stiamo andando, perché sennò la reazione è quella di rigetto. Ecco, ho fatto la mia predicozzo iniziale, posso fare la relazione. Futuro sta passando, giovani, imprese, innovazione, tra sfide e opportunità. Dunque, così va avanti? Sì. Dove sta andando il mondo e dove stiamo andando noi con lui? Siamo comodamente seduti sulla plancia di comando o siamo passeggeri magari su un ponte nemmeno di prima classe? Allora, prima di guardare quello che succederà, cerchiamo di capire quello che è stato e guardiamo, diciamo, a quello che è successo nel campionato europeo delle regioni, come sono andate le regioni del nord-est. E c'è stato un generale arretramento di posizioni. Dal 2000 al 2019 Trento ha perso 24 posizioni, l'Emilia 26, il Veneto 37, i Friuli Venezia Giulia 43, Bolzano ha perso solo 7 posizioni, ma tanto, la Lombardia 20. Ora, il PIL per abitante è sì cresciuto 4, 5, 6% cumulativamente in 20 anni, che è praticamente stare fermi, ma molto meno di quello che hanno fatto le altre regioni, in particolare le regioni tedesche, quelle con cui ci confrontiamo. Qui ci sono l'andamento a sinistra, vedete l'andamento del nostro posizionamento, dove eravamo nel 2000 e dove siamo nel 2019. Non abbiamo messo il 2020-21 per ovvie ragioni di difficoltà di confrontare questi 2 anni eccezionali con il passato. E questo vediamo l'andamento del PIL pro capite. Qui temo che il formato delle mie slide non andasse bene col vostro schermo, se me lo dicevate vi mandavo un altro formato comunque, perché mancano le regioni qui,
ne mancano una marea. Comunque, quelle che vanno in su sono quelle tedesche, quelle che stanno ferme fondamentalmente sono le regioni del Triveneto e la Lombardia. Ora, questo confronto statistico ha anche un valore concreto, perché se le regioni del nord-est o il Veneto, per esempio, fosse cresciuto come le regioni tedesche, nel 2019 il PIL generato da ciascun abitante, compresi i neonati e i pensionati, da ciascun abitante di questa regione sarebbe stato di 8.000 euro aggiuntivi, che al netto della pressione fiscale contributiva fanno grosso circa 5.000 euro in più. Ora, se io cerco di guardare avanti, io non ho la sfera di cristallo, nessuno ce l'ha, a maggior ragione con la visione di futuro che vi ho detto poco fa, però qualche fatto certo purtroppo già ce l'abbiamo. E il primo fatto certo è che cosa succede ai giovani nel nostro paese. I giovani sono una risorsa scarsa e sempre più lo saranno, e quello che vediamo è che l'Italia li maltratta tanto che fuggono da questo paese e ce n'è sempre di meno. La fuga è in questo grafico. La linea che va giù è il saldo cumulato nel periodo 2011-2020, circa 9 anni. Se n'è andato a questo paese circa 500.000 di giovani. Ogni anno circa 50.000. Questo è il saldo tra le regioni. Come vedete anche la Lombardia perde rispetto all'estero giovani. Ovviamente poi andrebbe rapportato a popolazione, la Lombardia ha più di 10 milioni di abitanti, le altre regioni ne hanno meno, però vedete che il tema di attrattività verso l'estero non risparmia nemmeno la Lombardia. Questo invece è una stima. Quanto costa questa emorragia? Ora, pensando al fatto che per tirare su una persona dal grembo materno fino all'età adulta, perché comunque anche nel grembo materno c'è un costo, medicine, cure e quant'altro, giustamente, fino all'età adulta e comprendendo l'istruzione, abbiamo, e moltiplicando per le persone che se ne vanno, abbiamo questo risultato. L'Italia ha perso 30 miliardi di capitale umano in 10 anni, suddiviso però in modo diverso, perché oltre al saldo con l'estero ci sono i saldi interregionali. Quindi il Sud ne ha persi complessivamente più di 50 miliardi, il Nord, Ovest ed Est ha guadagnato. Questo dovrebbe ricordarci qualcosa, e cioè il fatto che quando a me è capitato di confrontarmi a Trento con gli industriali, Confindustria Trento e un consiglio, e dicevo che secondo me appunto occorre rimboccarsi le maniche e far di più anche in questa regione. E un imprenditore ha detto basta parlare mai di Veneto. Guardi, io sono di origine veneta, mia madre è nata qui vicino, quindi 50% del mio sangue è veneto. Il punto però è se noi non avessimo il Sud, guardi, ogni anno dal Sud ricevete X miliardi di capitale umano. Quindi attenzione, perché siamo un paese, di nuovo, facciamo sistema, non cominciamo a dividerci, perché gli altri sono contenti quando ci dividiamo. No? Questo è invece il deserto, la generazione dei millennials, quelli che oggi hanno tra 28 e 42 anni. Il colore denota la generazione, la intensità del colore, la percentuale di quella generazione, di quella coorte nelle varie regioni europee. Questi sono i 12-27 anni, la Z Generation, e questi sono gli Alpha Gen. Avete visto la differenza? Ve la faccio rivedere. Questo è un deserto, bianco, noi siamo bianchi, non c'è colore da noi. Un po' in Campania, dove siamo molto numerosi, e qui 43-57 anni, ma fra 10 anni chi ha 57 anni ne ha 67, sta per andare in pensione.
E con cosa li sostituiamo? Quindi, di nuovo, questo è un tema di sistema, ha detto giustamente Sebastiano, alcuni di questi temi sono del Paese, ma le regioni possono fare anche loro. Ora, che implicazioni ha questo per l'organizzazione aziendale, per il futuro delle nostre imprese, come dice il titolo di oggi? Come fai a fare il digitale, il verde, se non riesci a miscelare la mentalità di chi è nato digitale e che ha una potente pulsione verso il verde, che sono i giovani, che non ci sono e non riesci a trattenerli? I giovani appunto sono digitali, prediligono l'uso dei beni piuttosto che il possesso, quindi sono a favore della servitizzazione. Servitizzazione è una tendenza delle imprese a vendere il servizio di un bene piuttosto che il bene stesso, che ha delle implicazioni enormi per la qualità dei beni prodotti, per come li produci, la loro manutenzione, l'organizzazione dell'impresa. Ecco, quindi abbiamo di fronte la rivoluzione verde, la rivoluzione digitale, e le due cose sono peraltro legate, perché il digitale aiuta il tracciamento, aiuta a capire le fonti di inquinamento, grazie alla space economy individua più facilmente il cambiamento climatico. Questo è un grafico che ho fatto per un newsletter che riguarda l'energia. Mi sono divertito a costruire da 70.000 a.C., anzi 100.000 a.C., fino ai nostri giorni, l'andamento della popolazione e del consumo di energia. A destra invece è una vignetta degli anni 70 di un famoso vignettista americano. È chiaro che così non si può andare, no? Bisogna cambiare qualche cosa. Ecco, come possiamo fare digitale, sostenibilità e quant'altro se non facciamo lavorare insieme le persone di diverse generazioni? Per la prima volta nella storia avremo 5 generazioni diverse che lavorano nelle imprese. E dobbiamo avere, come diceva il presidente Marinese, capacità di contaminazione, scambio culturale, scambio di mentalità. E diciamo in generale come facciamo a fare ESG, che è sempre più rilevante per i bilanci finanziari, gli investimenti, lo screening da parte della Banca Centrale Europea, la vigilanza, le banche e quant'altro, se non abbiamo la capacità, gli strumenti culturali per farlo. C'è un aspetto molto importante, credo che su questo la Presidente Umana poi ci dirà qualcosa, ed è il fatto che le persone, tutte le persone che vengono impiegate nelle imprese sono sempre più, come le chiama Daniele Marini, mutuando un termine coniato da Stefano Pernigotti, che tantissimi anni fa lavorava in Confindustria a Vicenza. Mente d'opera, non manodopera, mente d'opera. Tutti, anche il fattorino, anche diciamo il manovale, è chiamato sempre più in organizzazioni orizzontali, verticalizzate come devono essere quelle digitali, a avere senso di responsabilità, assumere decisioni, avere competenze. Se non sappiamo fare questo, perdiamo competitività, perché in questa direzione stanno andando tutte le imprese nel mondo. E in termini di digitale, purtroppo, noi continuiamo a essere indietro. Nel 2010, facevo il direttore del centro studi Confindustria, allora venni qui chiamato dai calzatorieri del Brent alla loro assemblea a parlare di esportare la dolce vita, che non era altro che il rapporto che facevamo sul bello e ben fatto italiano esportato nei paesi in via di sviluppo. Assistetti alla firma del primo contratto di rete, il primo in assoluto nel paese, tra i calzatorieri del Brenta, per fare che cosa? Marketing digitale. Però e allora mi venne l'ispirazione di fare un rapporto
nel dicembre 2010 per misurare come ci eravamo messi sul digitale. Ecco, purtroppo rimaniamo indietro, sia come famiglie sia come imprese. Usiamo poco i social come imprese, non ascoltiamo, non siamo capaci di usarli per ascoltare i clienti. Sarà anche una questione di dimensione delle imprese, però comunque sono quelle di almeno 10 addetti, sono indagini europee queste. Quindi possiamo pensare che si tratta di una prospettiva infernale, il fatto che non abbiamo il digitale, non usano il digitale, oppure una paradisiaca opportunità. Non devono ancora adottarlo. Lascio a voi la risposta. A destra un arazzo fatto da un artista, Massimo Bianchini, e un imprenditore, Giovanni Bonotto, vicentino. Grazie ad ascolto e auguri a tutti quanti. Grazie Luca. Grazie Luca, come sempre molto stimolante. Vedo che ci ha raggiunto anche adesso Matteo Zoppas. Stiamo aspettando perché appunto c'era la cerimonia funebre per Andrea Riello, anche Andrea Tomat, che non ho visto ancora arrivare, ma starà arrivando. Allora, vengo alla prima tavola rotonda, ma non faccio cadere alcuni degli spunti di Luca. Voglio essere molto chiaro, sul tema dei giovani è talmente grave la fuga di giovani che noi 10 anni fa, in maniera quasi cinica e vigliacca, abbiamo lanciato un programma su Radio 24 che si chiama Giovani Talenti, perché a questo punto abbiamo iniziato a dare i consigli dove andare non tanto a studiare, ma proprio a lavorare fuori. Non c'è niente di male, Luca lo sa benissimo, nell'andare fuori a studiare, ci mancherebbe, ma anche a lavorare. Io personalmente vengo da un'esperienza all'estero, poi sono tornato in Italia. Il problema sarebbe interessante, tu parlavi di saldo, quindi immagino che tu abbia già chiaramente fotografato lì nell'auto, perché se no non si chiama saldo, e quello è il problema, che il saldo resta molto negativo, non è tanto quanti vanno fuori, che il saldo tra quanti vanno fuori e quanti rientrano lo vedete. È molto interessante quello che diceva Paolazzi, lo dico e qui entro volutamente in un tema politico sulla manodopera che arriva, manodopera qualificata, mente d'opera appunto, che arriva dal sud, perché qua bisogna capirsi su una cosa. Allora io ho criticato in qualunque modo possibile in onda il reddito di cittadinanza per quello che riguarda le politiche attive sul lavoro, perché era chiaro noi tutti fin dall'inizio, parlandone anche con quello scappato di casa di Parisi, che quella roba lì non avrebbe mai funzionato come politica attiva per il lavoro, i navigator e quant'altro. E abbiamo sempre difeso il reddito di cittadinanza personalmente come politica di welfare, vedo che tutti ormai hanno lo stesso presidente di Confindustria, l'ha riconosciuto. Però il reddito avrà creato delle distorsioni, le ha create nelle politiche attive per il lavoro, non è servito a una mazza soprattutto, e poi con Umana magari ne parliamo. A suo tempo noi lanciamo l'idea di utilizzare le agenzie di lavoro interinali pro tempore per aiutare i navigator e le agenzie di collocamento in un connubio privato-pubblico che venne subito additato, ecco volete regalare i soldi al privato e non ai navigator, e invece secondo me quella soluzione poteva portare. Però è innegabile che come misura di welfare serva e sia servita anche in pandemia. Non vorrei che però tutto il dibattito politico si concentrasse solo pro o contro il reddito di cittadinanza, nel senso che è chiaro che i 5 Stelle stanno recuperando voti al sud e purtroppo un economista mi ha fatto vedere il dato tra i risultati e i test invalsi e la penetrazione di quel movimento. È pazzesco, c'è un parallelismo totale, cioè più basso il test invalsi, più alta è la presenza di reddito di cittadinanza. Però attenzione, secondo me nel ragionamento di Luca c'è anche qualcosa di più, almeno io l'ho colta, c'è anche il tema di come tu retribuisci e gratifichi, non solo attraverso la retribuzione, i giovani. Poi possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo, ma se non iniziamo a parlare della necessità di una politica salariale in questo Paese per i giovani e non solo, non si va da nessuna parte. So che sto tema in Confindustria fa venire le bolle, però bisogna affrontarlo. Qua c'è un perdita di potere d'acquisto intorno all'8-9% per via dell'inflazione nei redditi, busta paga. Vogliamo dire che non c'è un problema e che bisogna pagarli uguali? E però noi non ci lamentiamo dopo. Poi ognuno di voi che fa l'imprenditore sa molto meglio di me, non devo spiegare niente a nessuno, qual è quello che gli inglesi chiamano trade-off. Quanto ci perdo a dargli 1.000 euro in più o 500 euro in più e quanto ci perdo a non averlo più in azienda. Se sei mona, meglio non dargli niente. Ma se ha un valore aggiunto e riconosci che ha un valore aggiunto, non è che gli puoi dare solo una pacca sulle spalle. Lo dico perché su questo, ragazzi,
Il Papa, Vincenzo, tu eri in Sala Nervi, certo, c'eravamo. Il Papa, una sua grande capacità di spirito morale, qualche bacchettata l'ha tirata agli imprenditori, e forse anche più di una. Col senno di poi forse era meglio non andarci. No, nel senso che le bacchettate sono arrivate. Sono arrivate sulla dignità, giustamente sulla distinzione, sull'eccesso di finanziarizzazione dell'impresa, il ruolo del manager e quanto guadagna un manager, ma sono arrivate anche su un altro tema che Luca ha toccato diciamo, in maniera tangenziale. Sarebbe stato interessante, Luca, vedere di quelle proporzioni qual era la percentuale poi afferente al mondo dell'occupazione femminile, perché lì si scontra, oltre la incapacità di questo paese di attrarre, poi anche una resistenza molto forte a riconoscere che se assumi una donna, prima o poi ti devi augurare, ma non per fare un discorso cattolico, che abbia in mente di costruirsi anche una vita. Vogliamo tenercelo così, il tasso demografico. Il Papa ha detto una cosa molto chiara, cioè lui ha parlato di donne incinte, deve avere delle tutele diverse, deve avere delle tutele perché non si sente svantaggiata nella carriera. Dopodiché, io lo dico, Luca lo dice, uno fa quello che vuole. Vuoi risparmiare 300 euro in busta paga? Risparmiali, basta che poi non mi rompiate le scatole fra 4 anni che avete perso competitività, perché il tema che Luca ha toccato, e spendo ancora 10 secondi su questo, è un po' più delicato che dire ho i giovani in azienda, che sembra una moda. No, lui ha detto una cosa un po' diversa, se non fosse stato chiaro. Solo le nuove generazioni ti portano dentro l'azienda quella contaminazione di cui né io né Luca siamo capaci, perché siamo nativi tutto tranne che digitali, ti portano quel modo di collaborare, di condividere che è tipico di un'economia digitale, di destrutturazione dei vertici che è tipico di un'economia digitale, del fatto che non si possa più dire il paron qua sono io, volete dirlo? Auguri, va buon. E io su questo sono veneto, a me quando mi ti dicono che basta offendere i veneti mi tocca poco, che casomai offendo me stesso. Quindi bisogna fare anche un po' di autocritica, fermo restando tutte le distorsioni che ha portato il reddito di cittadinanza sulle politiche attive. Poi ognuno di voi si mette la mano sulla coscienza e dica ho delle politiche io attive per i giovani, per attrarre i giovani, ma non perché devi fare beneficenza con i giovani, perché se ti ritrovi un'azienda fatta solo di vecchi, poi quando arriva Tomat, glielo chiedo, il mondo della moda e dello sportswear non sa come intercettare le tendenze dei giovani, li sta cercando tutte, vivono sui social per capire dove vanno le nuove generazioni, ma se non c'è nessuno in azienda delle nuove generazioni cosa vuoi? È come se ti descrivessi un aborigeno o l'abitante di una foresta amazzonica. Boh, facciamo un ritratto geografico. Luca Palazzi vuole intervenire. Sì, la cosa fantastica di Sebastiano Manisoni è che paghi uno e prendi due. Certo, faccio anche il programma, faccio tutto e ballo. La seconda tavola rotonda diventa la prima, ok, ho capito, quindi ribalto le tavole rotonde, se siamo così, ok. E questi temi non li volevo far cadere. Se la seconda diventa la prima, allora chiedo un attimo di pazienza a Belli, Tomat e Caprioglio e chiamo sul palco invece nell'ordine Jorge, spero di pronunciarlo bene, Eberhard, che è Executive Vice President di Lufthansa Group, è il quinto applauso che vi chiedo, Antonio De Roma, che è direttore della raffineria Eni di Venezia, grazie anche a lei, e Matteo, che vedo qua davanti in fila, Matteo Zoppas, Past President di Confindustria Venezia e Past President di Confindustria Veneto. Siccome mi manca il programma, devo trovare qualche altro sfogo oggi. Allora, Matteo, partiamo subito da quest'ultima mia considerazione che era volutamente polemica e volutamente, diciamo, manipolando la relazione di Luca Paolazzi a mio favore. Cioè, il tema lo vedo, ce l'hai il microfono aperto, lo vedo solo io, che delle volte si tende con una specie di cortocircuito, di scorciatoia, di dire vabbè, il problema è solo il reddito di cittadinanza, il problema è un po' più complesso, visto che qua parliamo anche di capitale umano, poi parleremo di infrastrutture, di quello che vi manca. Vai. Allora, io mi sento un po' fuori momento, provoco, perché le parole, i temi che stavate trattando adesso, ringraziando Luca non c'ero, ma conosco le tue relazioni, sono sempre molto puntuali e puntigliose anche. Io mi sento all'interno di un altro tipo di problemi che sono molto più a breve termine,
parlando con i vari imprenditori, capisco che il vero problema che stiamo vivendo adesso ha una dimensione molto più grande rispetto a quello che stiamo vivendo come soluzioni che ci vengono proposte. Io non so le varie aziende, però vedo aziende che conosco qua che sono anche energivore e capisco che i loro imprenditori ogni giorno stanno vivendo probabilmente un annunciato dramma. Non voglio essere catastrofico, ma penso che non ci sia alternativa in questo momento. Noi stiamo avendo un aumento dei costi dei fattori produttivi che tutti speriamo che sia momentaneo, che non vada, ogni giorno ci diciamo ma sarà finito, scenderà, sarà finito, scenderà. Siamo partiti dal post-Covid, dove lunga il Covid ci ha fatto vivere per tanti di noi che esportano anche un costo di trasporti che va a un 5 per, 6 per, vedo Luca che ne parliamo spesso e volentieri, è quasi in alcuni casi anche decuplicato il costo dei trasporti. Quando il costo di un container diventa 5 volte tanto e il prezzo del prodotto che viene trasportato equivale a quello di un container, capite che andare a più che raddoppiare il prezzo sul mercato, quando abbiamo dei competitor locali, ci porta automaticamente fuori mercato. E questo solo per parlare della logistica. Dopo il Covid eravamo contenti che ci stavano togliendo le maschere e qualcuno ha pensato bene di far partire una guerra. E questa guerra naturalmente interessa chi? Il più grosso fornitore di gas. Gli abbiamo messo le sanzioni, giusto o sbagliato che siano, questa persona come reazione ci ha cominciato a tagliare il gas. La domanda e l'offerta non coincidono, cominciano a salire i prezzi e il PUN è passato da 64, PUN è l'indice, penso lo sappiate tutti, ma è l'indice che rappresenta quanto costa l'energia, da 64 a una fiammata di, penso 10 giorni fa, di 730, 720. Cioè, capite che a tante aziende sono venute a mancare delle materie prime che sono dei derivati di produzione energivore. Quindi c'è un aumento dei costi dell'energia, un aumento dei costi delle materie prime, una mancanza di materie prime. Credo che il problema vero lo dobbiamo ricercare nel breve termine, non nel lungo termine. E quando noi sentiamo parlare la politica oggi, che sta facendo molte promesse, non si rende conto che quel 30-40% di aumento dei costi che stanno subendo tante aziende si è trasferito forse al 10-15%, l'inflazione dice il 10%, ma è finita lì? No, perché questo gap del 30% prima o poi ci arriverà, o si riducono i costi che stiamo subendo, o ci saranno delle manovre che saranno sufficienti a colmare questi gap. Quello di cui sentiamo parlare non è questo. Stiamo a parlare di delle manovre che non si rendono conto, perché forse non hanno analizzato con questa intensità il vero problema. Quindi io mi auguro, e questo è un messaggio che vorrei fare dare anche fuori da questa stanza, che le forze politiche che oggi si stanno scontrando con delle proposte di vario genere arrivino a presentarci delle proposte o delle soluzioni che abbiano un cambio di marcia rispetto a quello che stiamo sentendo oggi. Spero che gli arrivi il messaggio che le nostre esigenze sono molto più alte di quelle che si stanno rappresentando oggi sui numeri, perché devono ancora arrivare. Quel 10% è troppo basso, quindi o si interviene nel modo giusto o probabilmente tra qualche mese potremo parlare più di ammortizzatori sociali che di interventi sull'energia. Questo lo vogliamo prendere in considerazione veramente, e quindi dico alle forze politiche di oggi che mi auguro anche un'altra cosa, che questa maggioranza che ci potrà essere, che andrà al governo, che sia veramente compatta, e magari mi auguro utopicamente, forse come sogno, che l'opposizione in questi temi che possono ammazzare le aziende siano costruttivi verso il governo, e quindi un'opposizione costruttiva e non distruttiva. Una volta fatto il governo, che ci si allinei tutti ad aiutare noi imprenditori a sbarcare il lunario, perché se sentiamo già parlare di statistiche di aziende che chiuderanno e di disoccupazione che aumenterà, credo che sia un segnale veritiero. Allora, sicuramente c'è il presente, che è il presente drammatico. C'è una chiosa che faccio io al tuo intervento.
forse era il momento più sbagliato nella storia della Repubblica per andare alle elezioni. Non puoi dirlo tu, ma te lo dico io, insomma, perché è ovvio che in questo momento hai un'Europa divisa, sono noi che dobbiamo rifare tutta la storia di questi ultimi giorni, che hai interessi diversi e noi siamo in questo momento la parte debole politicamente, nonostante il prestigio immutato di Draghi. Dimmi, Matteo. Sebastiano, chiudo. Sicuramente sappiamo che quando si fa o governo a governo o opposizione a governo c'è sempre poi un momento in cui bisogna ricostituire una squadra e quindi i tempi si allungano ancora di più. Quindi io mi auguro che accorcino al massimo questi tempi e che siano subito efficaci e produttivi. Ecco, venendo però invece ai temi del nord-est, del futuro del nord-est, ritorno sull'intervento di Luca Paolazzi. Invito però a non far cadere la prima parte. Ho capito che l'emergenza adesso è un'altra, però siccome questo è un paese che vive in costante emergenza, se no è come quando tua moglie ti chiede una cosa, no, guarda, adesso è un altro problema, sì, però prima o poi lo affrontiamo questo problema. Che è quello dei giovani, dell'attrattività. Non volevo togliere l'importanza al secondo problema che poi arriva. C'è un tema che anche qui Paolazzi ha solo accennato, però attenzione, la perdita di competitività rispetto alle altre regioni europee. Adesso Luca magari si vuole integrare la cosa, perché io non ho capito, il Veneto ne perde di più, perde anche la Lombardia di posizioni, perché solo Bolzano, se non ricordo male, 7. Però provo a immaginare qualche motivo, perché Luca un po' lo diceva, intanto la capacità di fare sistema, qui c'è una diffusione dell'impresa dimensionalmente un po' più piccola rispetto a Piemonte, Lombardia e anche Emilia Romagna, ma c'è un policentrismo a mio avviso molto forte in Veneto. Cosa voglio dire? Che poi la Lombardia di Riffa o di Raffa si riconosce come centro in Milano, Piemonte in Torino, l'Emilia Romagna in Bologna, il Veneto è l'unica regione, forse assieme alla Calabria, dove la capitale regionale, il capoluogo regionale non è la città più grande, e hai Padova e Verona, e appunto vuoi tu fare l'associazione. Questo porta anche un problema di mobilità infrastrutturale. Un conto è sapere che devo andare in una città, un conto è la vecchia triangolazione di cui parlavamo con Luca prima, in cui si immaginava una metropolitana addirittura veneta per collegare Verona, Padova e Treviso. Cioè la parte logistica e il policentrismo una volta veniva citato come un elemento di forza, secondo te lo è ancora, o poi quando devi competere tra regioni europee e tra regioni italiane, appunto Milano, Torino e Bologna, diventa un elemento di debolezza? Diciamo, è una domanda un po' provocante probabilmente. Credo che il Veneto l'abbiamo visto a settori, mettiamolo così, e anche molto campanilista al giorno d'oggi, nel senso che abbiamo delle eccellenze diverse tra di loro, per cui ci sono alcune zone che eccellono per alcune merceologie e altre che ne eccellono per altre. Diciamo che la voglia di fare sistema sicuramente c'è, forse non sto rispondendo veramente alla tua domanda, ma credo che il vero problema nell'andare all'estero è più va ricercato altrove. Noi oggi abbiamo delle problematiche logistiche e delle problematiche fiscali che ci rendono sicuramente non competitivi sui mercati esteri, tante volte anche in Italia. A parità di costi di produzione e quindi a parità di marginalità rispetto ai nostri competitor esteri, purtroppo noi scontiamo quella solita fiscalità che è di almeno 10, 20, in alcuni casi anche 30 punti percentuali in più rispetto delle volte anche ai nostri amici vicini di casa, proprio oltre confine, per cui capisci che la stessa azienda che produce al di qua del confine e al di là del confine ha un 20%, un 30% di differenza, che è questa fiscalità che, chiamiamola cuneo fiscale, chiamiamola come vogliamo, va ridotta, e che per ridurla io devo mettere mano a tanti costi e a tante altre belle cose. Io però vorrei restare ancora un attimo sul tema della mobilità infrastrutturale, sì, merci ma anche persone, perché a mio avviso invece, ma lo dicevo in tempi non sospetti, l'assenza di un centro urbano forte in questa regione alla fine rappresenta un limite. Punto. Perché crea competizioni policentriche tra Verona e Padova, avete dovuto fare adesso l'associazione Venezia, Mestre, Rovigo, Belluno, non ho capito, Treviso entrerà, e io auguro, infatti me ne frega. E però detto questo, ho qualche uccellino, però detto questo,
anche il tentativo di Confindustria è un tentativo di superare un problema che altrimenti c'è, perché se tu avessi avuto l'asso lombardo della situazione non ti toccava crearla in cantiere. Chiedo a Eberhard, nella sua esperienza di manager internazionale, lei lo vede un problema rispetto alle altre regioni del nord e anche alle regioni, diciamo, tedesche del nord-est in termini di policentrismo, troppi centri che quindi possono disperdere anche la capacità di creare un polo di attrazione per i talenti giovani di cui parlava Paolazzi, ma non solo, per la ricerca e lo sviluppo, oppure siamo noi che ci autoflagelliamo, magari ci viene a dire che le autostrade in Germania fanno più schifo di quelle dell'Italia, che secondo me è anche abbastanza vero. Prego. Grazie. Solo qualche pensiero da parte mia. Io ho lavorato per 10 anni in Italia, adesso ho la prospettiva anche dalla Germania. Sono un po' stupito perché parlate del nord-est, no? Poi chiedete nello stesso momento facciamo sistema. Ma secondo me è un pensiero troppo piccolo, fare sistema, ci vorrebbe un pensiero molto più grande. Facciamo sistema in Europa, o almeno in Italia o al nord, e quindi si deve anche poi distinguere fra problemi politici, perché è sempre comodo dire che la politica non va bene. Tutti gli imprenditori lo fanno anche in Germania, ma ci sono anche tante cose che gli imprenditori possono fare. Ha menzionato il fatto che gli stipendi dei giovani sono molto bassi. Aggiungo il tema delle donne, no? Tutto il potenziale delle donne non è usufruito in Italia, in Germania un po' di più. Non voglio, diciamo, fare l'avvocato della Germania in questo senso, sono tante cose che non vanno bene, ma c'è anche comunque il tema che cosa si può fare nel piccolo. Quando si parla dei sistemi grandi ci vorrebbe un pensiero anche a lungo termine. E questi pensieri c'erano in Germania per l'infrastruttura degli hub aeroportuali. Parlo di Francoforte, parlo di Monaco. In Italia invece c'era l'idea di Malpensa, che non è mai diventato un hub. C'è l'aeroporto Verona, poi Venezia, poi Trieste, poi Treviso, tutti aeroporti abbastanza vicini, ma per, diciamo, avere qualcosa di grande, un sistema grande, ci vorrebbe un pensiero grande, poi ci vorrebbe un piano a lungo termine. Io non vedo spesso piani di lungo termine in Italia. Si parla di 2 anni, 3 anni, al massimo 5 anni. C'è un po' quel tema. La mia interpretazione è che ci vorrebbe pazienza, poi non è molto divertente, no? Diciamo, i tedeschi sono forse meno divertenti, che fanno 10 anni, 20 anni in una direzione finché non si crea un hub o qualcosa più grande. E questo vale per le infrastrutture certamente, e quindi se si ha tanti piccoli aeroporti non c'è mai una massa critica. E poi quando si parla della famosa intermodalità si può chiedere alla politica, adesso i soldi ci sarebbero con PNR, ma io non vedo i piani, quindi ci vorrebbe anche per seminari, ci vorrebbe anche un campo preparato, ma il campo preparato non c'è. Sì, c'è la richiesta di interventi mirati per ogni singola regione, che poi sono interventi bandiera, non perché l'intervento bandiera sia sbagliato per definizione, però poi bisogna vedere che non resti solo la bandiera. È vero quello che dice la Germania, delle volte voi eccedete un po' nell'andare avanti 10, 20, 30 anni nella stessa direzione, perché poi è la sensazione che noi abbiamo che cambiate direzione solo quando vi schiantate contro un muro. Vedi il caso della Cina, della globalizzazione, del legame con Putin e il gas, nel gas russo, quindi che ci sia una difficoltà tedesca a fermarsi un minuto prima dello schiantarsi, però e sì che i freni infatti sono italiani di solito. Ha ragione, no? Ha ragione. Se il panzer tedesco va non c'è più flessibilità. No? No, ma questo è un problema serio anche per noi che siamo uno dei principali partner di fornitura. Il 21% dell'auto tedesca è fatto in Italia e quindi se si ferma la Germania. Senta, elementi invece, questo mi interessa, non dico di ottimismo, che l'ottimismo non mi piace se non quello della volontà, però laddove secondo lei noi siamo troppo critici con noi stessi, in questo caso parlo del nord-est, e quindi c'è un eccesso quasi di critica, o perché non capiamo che questi problemi sono comuni a tutto il continente europeo, o perché non capiamo che altri sono messi peggio di noi.
Talvolta sì, penso che non abbia tanto senso parlare sempre del passato, siano 150 invenzioni o 200, dobbiamo guardare avanti. Io ho sentito molto bene del discorso del futuro, è stato molto interessante per me. Io penso che sia molto forte nell'analisi della situazione, molto forte, molto più forte che lo facciamo in Germania, per esempio, ma poi i passi dopo dell'esecuzione, non c'è spesso un piano, non si segue questo piano, quindi il giorno dopo c'è una nuova situazione a cui con tutta la flessibilità e anche una forza si adatta. Più questo modo, direi, che impedisce un po' questi piani di lungo termine e l'autocritica, forse sulle cose sbagliate, no? Sì, bravi sull'analisi, meno sull'operatività, sul mettere a terra le cose. Qui vorrei invece parlare di qualcosa di molto operativo, perché poi torno anche da Matteo, perché con l'ENI veniva citato prima da un intervento, forse quello di Vincenzo, non ricordo io, o di Stefano, insomma c'è un investimento importantissimo che non riguarda il nord-est e basta, riguarda il paese, riguarda un'area molto critica per il nord-est, quello sì, come è stata la vicenda molto travagliata di Marghera, un'area immensa. Voi lì avete 2 direttrici di investimento fortissime fino ad arrivare alla produzione di idrogeno, ma anche sulla bioraffineria. Se ci può raccontare in primis, a me che sono particolarmente ignorante su questo, dove l'ENI sta investendo e come sono queste 2 direttrici. Sì, certamente. Le spiego perché noi siamo citati e l'entusiasmo di Vincenzo ogni volta ci accoglie con favore su questo. Inquadriamo una fotografia della bioraffineria. La raffineria di Venezia è la più antica raffineria ancora in servizio in Italia. È nata nel 1926, fra 3 anni fa un secolo di vita. Nel 2007 doveva chiudere. E la trasformazione da raffineria tradizionale a bioraffineria è stato il primo caso al mondo, un processo brevettato, una trasformazione da raffineria tradizionale a bioraffineria, anche questo brevettato, ed è un brevetto tutto ENI, la più vecchia ma la prima al mondo, un primato. Che cosa facciamo nella raffineria di Venezia? Noi facciamo biocarburanti. Noi siamo diventati il simbolo della transizione energetica di ENI, perché noi ci siamo adattati a riusare le cose, riusare gli impianti, riusare le competenze, riusare i territori. E questo, ci ha dato una prospettiva di interpretazione della transizione energetica che ci deve far riflettere su quella che deve essere la direzione verso la quale questa transizione ci deve portare. Io la cito, lei all'inizio, dando la parola a Paolozzi, ha detto noi stiamo in un tempo rivoluzionario perché si è accorciata la nostra capacità di prevedere il futuro. E che si fa quando ci è impedita la capacità di prevedere il futuro? Si utilizzano tutte le risorse attuali. Tanto è il futuro quello che metterà fuori gioco le tecnologie che non saranno più efficienti ed efficaci. Che significa poi transizione energetica? È come l'uso della parola digitalizzazione. La usiamo, ma qualche volta dobbiamo entrare nel merito della questione. Noi dobbiamo diventare più efficienti ed emettere meno gas serra, perché il riscaldamento globale del pianeta, se no, ci presenterà un conto che noi non possiamo pagare, con un costo dell'energia che via via sta aumentando. Il secondo punto della mission dell'ENI è: noi sosteniamo concretamente una transizione energetica socialmente equa. Cioè il costo dell'energia sta mettendo anche in discussione chi ha diritto e accesso all'energia. E allora, piuttosto che fare una campagna di scelta di vettori energetici, oggi tutto elettrico, domani tutto idrogeno, usiamo tutte le tecnologie disponibili. Adesso noi nella raffineria di Venezia
sviluppando il concetto di economia circolare e portandola all'ennesima potenza, prendiamo i rifiuti e li trasformiamo in biocarburanti. Ancora le motorizzazioni, con le motorizzazioni attuali siamo in grado di ridurre e abbattere l'impronta carbonica del nostro trasporto anche del 60%. Lo vogliamo fare adesso? Domani sarà fuori gioco perché le auto elettriche prenderanno il posto delle auto tradizionali. Facciamolo, ma facciamolo da adesso, perché oggi lo possiamo fare. Ecco, da questo punto di vista mi aggiorni, perché mi sono perso qualche capitolo. Nel pacchetto europeo noi abbiamo sempre sostenuto come Sole 24 Ore, ma non peraltro perché ascoltavamo i produttori di auto italiane e di componentistica sulle auto italiane, che fosse una follia questo innamoramento dell'industria automobilistica tedesca per un'unica forma di motorizzazione, cioè elettrica. E si continua a dire, non so se mi sono perso qualche passaggio, però lo dico a livello comunitario, andiamo verso la neutralità, cioè che tu lo faccia elettrico, col biometano, col biofuel, con quel cavolo che vuoi tu, mettendoci la carruba, a me basta che si ottenga l'obiettivo di ridurre le emissioni, perché tra l'altro, lo dico non in quanto lei è esponente del governo tedesco, Eberhard, però secondo me qua state rischiando un'altra cazzata, come si dice in Germania, no? Perché se vi legate tutti alle batterie cinesi, poi un domani, quando la guerra sarà su Taiwan, non vorrei mai che aveste il problema del Nord Stream 2 all'opposto. L'ho detta adesso però questa, quindi poi porto sfiga, mi può accusare, ma occhio, perché la tendenza a diventare monodipendenti, così nella mia ignoranza totale la vedo un po' lì. Però vorrei sapere se mi sono perso qualche passaggio, se invece il principio della neutralità, cioè come ci arrivi non mi interessa, basta che tu arrivi a quella riduzione delle emissioni, è passato. No, lei ricorda bene, diciamo, è una battaglia che in ENI noi abbiamo sempre fatto presente che tutte le tecnologie, non c'è una tecnologia da selezionare, se è buona per ottenere un risultato. Noi lo stiamo facendo. La bioraffineria produce biocarburanti con una bassa impronta carbonica dal 2014, quando la moda della sostenibilità non c'era ancora. Perché, diciamo, ci siamo interrogati cosa fare di questa overcapacità di produrre biocarburanti fossili, quando il mercato non li chiede più dopo le crisi finanziarie del 2007, che poi si sono trasformate in economiche 2007, 2011 e via discorrendo. Ci ricordiamo quegli anni. ENI ha una risposta, ha un approccio olistico a tutti i vettori energetici che producono un risultato di abbattimento delle emissioni. Voglio essere chiaro, noi non siamo contro l'elettrificazione del trasporto, anche perché l'elettrificazione del trasporto leggero può essere una risposta anche per migliorare la qualità dell'aria, specialmente nei centri urbani, ma noi dobbiamo ancora creare tutte le infrastrutture di ricarica. Quanti ce ne sono già sparse su tutto il territorio? Tanto ci crediamo che noi siamo il quarto operatore per produzione di energia elettrica in Italia, il terzo per produzione. Abbiamo un sistema, diceva Paolazzi, che i giovani prediligono l'uso al possesso. Anche quello deve essere uno strumento che deve guidare i nostri comportamenti. L'ENI ha una società di car sharing che ha nel suo parco auto elettriche, di natura un po' diversa, perché sono le yo-yo cosiddette, che hanno il battery swap. Io non perdo tempo in una stazione di servizio a caricare l'auto, mi cambio direttamente la batteria. Lo posso fare se l'auto è un'auto urbana leggera che serve solo alla mobilità, ma il car sharing è il futuro per decarbonizzare il trasporto leggero. Certo che sì, perché riduce della necessità di possederla l'auto, proprio nella stessa direzione con i quali i giovani intendono. Questa è una cosa che interessa a me, ma in Europa, o me lo dice forse Luca, ma è passata l'idea della neutralità o stiamo ancora discutendo? È passata la quota del 10% fino al 10%? No, perché questo mi interessava, perché poi ero rimasto al vertice di inizio luglio, poi sono andato in vacanza, anzi poi è crollato il governo e ho avuto altri volatili per diabetici, diciamo, di cui occuparmi. Eberhard, poi questa gliela spiego dopo. Però
volevo capire una cosa, voi come vi ponete sulla sostenibilità? Perché prima Luca Paolazzi diceva, attenzione, e questo riguarda anche il tema del digitale, qui non è il mantra che adesso mi ha ordinato il medico, come questa parola resilienza che usano tutti, per cui adesso si inizia a usare come la rucola, la panna col salmone e adesso tutti a parlare di sostenibilità e digitale. Qui c'è un tema molto grosso, Luca citava gli ESG, le banche iniziano a dare meriti creditizi radicalmente diversi se vedono che tu hai un percorso verso la sostenibilità, non che ricicli la plastica, perché dicono fra 10 anni quel credito che ti ho dato rischia di essere difficilmente esigibile se tu non sei più in un contesto, perché è il consumatore. Sono io a decretare poi la sostenibilità o no di un'azienda, se mi va o no quel percorso. E ogni tanto faccio l'esempio, immaginate se una banca avesse dovuto prestare soldi alle pelliccerie Annabella di Pavia. Capito? Ride, però guarda che è così, fra 10 anni tu sei pieno di plastica, poi arriva anche a te la domanda Matteo, sei pieno di plastica, io ho la sensazione che tu sia un soggetto inquinante, che non va a ricompensare le emissioni, non ho più voglia di comprarti. Voi come compagniere cosa state facendo su questo? Perché a me ha impressionato molto la polemica di grandissimi social influencer sugli aerei privati, anche una proposta nel Parlamento di un partito italiano, ma soprattutto che nell'evento più mediatico, probabilmente del 2022, che sono i funerali della regina Elisabetta, sia stato chiesto, come effetto anche mediatico, ai capi di Stato di non arrivare, a nessuno dei 500 invitati, di non arrivare con aerei privati, cioè, ovviamente non di arrivare in treni o in economy, ma di non arrivare con aerei privati. Voi come vi state ponendo? È una sfida abbastanza grande, soprattutto perché noi non siamo solo un'azienda che produce qualcosa, ma produciamo carburante, no? Nei volumi notevoli. Ma biocarburante? Anche, ma il problema è che i volumi sono limitati, accessibili adesso, il prezzo è alto, il prezzo è 5 volte più alto che del carburante normale. Ma anche quello dell'ENI? C'è un mercato europeo, quindi anche quello dell'ENI, no? Dipende dalla produzione. La produzione adesso ha un costo elevato rispetto al carburante classico. Ma curiosità mia, ma il futuro... Prego. Certo. Sì, solo visto che lei ha preso l'argomento sul costo di questi biocarburanti. Voglio citare solo l'ITA Airways che ha un accordo con noi per utilizzare ITA Airways. Noi facciamo biocarburanti utilizzando, come le dicevo, scarti di lavorazione, anche gli oli esausti di frittura. Una tonnellata di olio esausto di frittura costa più del gasolio. Forse c'è un meccanismo, diciamo, speculativo, innescato dalla norma, che andrebbe governato. Perché se un rifiuto comincia a costare più della materia prima che vuole scalzare, allora il costo del biocarburante viene amplificato in modo incontrollato. Sì, sembra la storia dei pallet, che non c'entra niente. Noi siamo stati visitati dai NOE, dai carabinieri, per un'indagine in corso di furto di rifiuti, perché venivano poi rivenduti come oli esausti di frittura alle imprese che poi lo utilizzavano. Cioè, una volta era il rame, adesso è l'olio esausto di frittura. Ma anche se ci fossero i volumi necessari, dovremmo poi triplicare i prezzi per i consumatori finali, per economicamente stare in piedi. Ma poi quando si parla di ESG si dimentica spesso S e G, non è solo biocarburante, questi temi. S come social, ci vorrebbe tutto un sistema di fare audit sui fornitori e così via. Noi abbiamo un gruppo nell'azienda di 20 persone che non fanno nient'altro che concetti per ESG, consapevoli che il cliente finale ci tiene sempre di più a questi temi, come si comporta in modo etico un'azienda grande, questa è la domanda. E poi c'è G, anche seguire le regole, non solo del paese stesso, ma anche se tutti i fornitori seguono le regole. Allora il tema è molto più grande che solo biocarburante, anche se il biocarburante è il nostro problema più imminente al momento, perché dobbiamo anche fino al 2030 dobbiamo dimezzare il CO2
fino al 2050 dobbiamo azzerare. Sì, ma come fate? Cioè, andiamo a elettrico anche sull'aereo? È un misto fra tecnologia più avanzata, ci vorrebbe biocarburante, certamente SAF come lo chiamiamo noi, Sustainable Aviation Fuel, ma per far scendere il prezzo della produzione ci vorrebbero dei volumi molto più alti, quindi ci vorrebbe un impulso come domanda. Nel 2030, che abbiamo parlato ad MSC per esempio, loro hanno un consumo simile che noi. Abbiamo parlato a loro che se si possiamo metterci insieme per dare un impulso come nel mercato, che nel 2030 abbiamo bisogno di certi volumi, e su questi volumi qualcuno potrebbe creare dei piani business e degli investimenti. Mancano gli investimenti per far abbassare il prezzo per le nuove tecnologie. Una domanda flash, deluso o contento per l'operazione ITA? Siamo certamente, visto che il sottoscritto, io ci avevo lavorato per 4-5 anni, no? Quindi certamente che siamo delusi di questa decisione. L'abbiamo interpretata comunque come decisione politica piuttosto che decisione economica, perché sappiamo bene cosa abbiamo offerto noi, sappiamo bene cosa hanno offerto gli altri. E come risponderete? Noi siamo ancora disponibili, vediamo come va avanti la cosa, ci sarà un nuovo governo, non si capisce bene. Sperate in un fallimento sostanzialmente? Non si capisce bene. No, beh, è normale, è molto italiana. Fra 2 anni hanno bisogno dei soldi. Appunto, quello che dicevo. Allora, Matteo, per concludere questa prima tavola rotonda, il tema della sostenibilità riguarda moltissimo anche la tua e le vostre aziende, e che cosa state facendo per evitare che diventi un mantra, mettere una fogliolina verde, qualcosa che sai, emetto meno. Ieri ho visto a Milano un cartellone pubblicitario che diceva questo cartellone ha 0 emissioni di CO2. Io ho pensato, ma chi cavolo se ne frega, non è quella la sostenibilità che mi interessa del cartellone pubblicitario, ragazzi, cioè fra un po'. Ecco, che cosa e qual è la sfida per voi su questo, perché non diventi una moda, un mantra, una frase fatta, un po' di retorica, come direbbero in Veneto, mette una mande verde in questo caso, prego. Allora, su questo noi ci siamo mossi tanto tempo fa, perché Enrico Zoppas, mio zio, è sempre stato molto sensibile a questo tema e in modo molto lungimirante, già una decina d'anni fa, abbiamo messo a punto un modello insieme al Ministero dell'Ambiente, quella volta era col Ministro di quella volta, dove abbiamo scomposto un po' sullo schema di Kyoto i temi da attaccare, per cui abbiamo, era Clini, no? E poi mi sono fermato, c'era la quantità di CO2 contenuta nel prodotto, quindi quantità di plastica. A qualcuno può dar fastidio, magari si schiaccia un po', però c'è meno plastica e quindi c'è meno CO2. Minore quantità di CO2 consumata nel processo produttivo, che vuol dire comunque investire per cambiare i processi produttivi, come se voi doveste cambiare il motore, magari cambia il costo dell'energia, perché del carburante, non è il vostro caso, nel nostro caso la plastica costa di meno perché ce n'è di meno, però c'è un investimento da fare, i macchinari consumano di meno ma bisogna investire. La terza è stata quella della produzione dell'energia verde, quindi da una parte solare, abbiamo investito in piantagioni, adesso non farmi la battuta su Berlusconi per favore. No, piantagioni di cosa? La battuta la volevo fare sulle piantagioni. Trovi sicuramente chi si occupa di queste cose, ti dà dei crediti, ok? E facendo un bilancio noi abbiamo ridotto fino al 35-40% del contenuto di CO2 sul prodotto, e quando voi andate a comprare la bottiglia, quella col bollino verde nostro, una parte di quel prezzo va a comprare dei crediti verdi che nel bilancio del life cycle assessment del prodotto neutralizza il prodotto. Da poco tempo questo prodotto che chiamiamo green viene prodotto anche con il 100% di plastica riciclabile, e quindi tu di fatto oggi stai comprando un prodotto che
è molto eco-friendly perché ha il 100% di plastica riciclabile e di fatto zero emissioni nel suo saldo di bilancio, incompreso anche il trasporto, la media dei trasporti al cliente nel territorio italiano. Quindi è stato un modello che poi è stato replicato, preso dal Ministero, replicato anche in altri tipi di categorie di prodotti, e questa è una cosa che di fatto ci mette molto avanti nella pool delle aziende, soprattutto nel nostro settore, che si occupano di... Sì, e questo, perché poi c'era la stessa domanda anche ad Andrea Tomat. Scusami, però Dimmi. finisco un attimo, che è molto importante. È successo cosa? Che c'è stata una legge europea che ha naturalmente innescata da tutto l'effetto Greta Thunberg, che ha parlato di single use serve plastic, quindi tutte le cose tipo cannuccio, questo e quell'altro, che a livello europeo però scindeva la plastica delle bottiglie, del packaging nostro da tutti gli altri single serve. In Italia il prodotto è stata fatta un po' di confusione, è stato messo tutto insieme. Il messaggio importante è che il PET di fatto è una plastica riciclabile un'infinità di volte. L'importante è riuscire a mettere a punto il sistema di raccolta e di differenziazione che riesce a recuperarla e a riprenderla. Certo. E riprenderla e poterla riutilizzare. Tante volte ci scappa perché magari viene poi utilizzata per fare prodotti in pile piuttosto che altri tipi di prodotti. Se ci venisse ritornata sempre, noi avremmo sempre una plastica riciclata, e comunque tutto questo fenomeno Greta Thunberg ha sensibilizzato e ha, nel buon senso della parola, anche spinto verso una maggiore efficienza ed efficacia del riciclo e la sensibilità alla sostenibilità. No, dicevo che poi la stessa domanda la farò anche a Andrea Tomat, perché guardate qui, allora, al di là delle pulsioni individuali, della sensibilità individuale, però qui non è un tema solo che io sono amico dell'ambiente o no. Voi sapete benissimo che io come consumatore, e l'esempio che facevo prima, la battuta sulle pellicce Annabella, fra un po' non ve compro più la bottiglietta, cioè c'è un tema importantissimo di sensibilità, ma anche se tu non fossi sensibile, lo devi essere come imprenditore, perché per me l'elemento di attribuzione di valore in un prodotto sostenibile, che sia la plastica, che sia una scarpa da sportswear o quant'altro, diventerà sempre più forte, e non sarà solo che bravo che Tomato, che bravo che Zoppas, che fanno anche un po' di verde, che bravi perché restate sul mercato. Io sono convinto che da lì poi il consumatore inizierà a orientare in maniera molto molto chiara, come vediamo anche nel mondo della moda, su alcuni tipi di consumo. In una battuta che devo chiudere. Velocissimo, siamo stati a un retailer in Spagna, uno dei più grossi della Spagna senza far nomi, e ci hanno detto che hanno fatto un esperimento mettendo sacchetti di plastica e sacchetti di carta, stesso prezzo tutti e due. Hanno comprato solo quelli di plastica, quelli di carta non li hanno mai presi. Questo per dire che c'è tutta una classe di utilizzatori che non è così sensibile a questo argomento, tanto quanto ci troviamo spesso e volentieri con determinate, diciamo... Che età avevano? Come? Che età avevano? Tutta l'età, proprio sul banco. Ci sono invece delle entità che hanno responsabilità sociale, e ambientale, come report trimestrali, per capirci, e quelle sono molto più sensibili, quindi è un corpo intermedio che è più sensibile rispetto al consumatore finale. Ho capito. Allora, grazie a Jorge Eberhardt, e l'applauso che vi chiedo Antonio De Roma e Matteo Zoppas. Chiamo sul palco l'ultima tavola rotonda, doveva essere la prima, e quindi Maria Raffaella Caprioglio, se mi date un applauso per favore, presidente di Umana SPA. Il già citato Andrea Tomat, presidente della Lotto Sport Italia SPA. Andrea, prego lì. E Raffaele Belli, managing partner del Metodo Belli. Eccola, già si è seduto senza che lo chiamassi. Cioè il Metodo Belli è sedersi prima ancora di essere chiamati. Ho capito anche a me. Resto, vado subito però su Caprioglio e poi su Tomat, perché voi, Andrea si è perso la prima parte in cui Luca Paolazzi ha messo in evidenza la perdita di posizioni competitive rispetto a altre regioni d'Europa, anche del Veneto, non solo del Veneto, ma la perdita è stata pesante in questi 20 anni, perché il campionato lo giochi a livello europeo, non lo giochi a livello italiano su questo. E poi il tema drammatico, io rivorrei da Luca con lo schema sul calo demografico, il tema drammatico del quant'è il percentile di giovani, di fasce di età giovanili
in Italia, tu vedi, mettendo la mappa d'Europa a colori, che quando devi andare nelle fasce, diciamo dai 25-30 in giù, l'Italia si desertifica. Che è un doppio tema per voi, perché Luca, adesso lo cito perché è andato via, diceva anche attenzione, non avere un giovane in azienda non è solo un problema così, è un problema culturale, perché questi sono nativi digitali, sanno cos'è la circolarità dell'economia, tu non lo sei, non perché mi guardi così, non sei. Sei nativo? Sì, ma non digitale. Esatto. Nativo digitale, sai cos'è la condivisione, la collaborazione, la cooperazione, che sono tre cose completamente diverse, ma loro lavorano molto di più per sistemi. Noi veniamo da una generazione in cui l'individualismo degli anni 80 e 90, tu sei tu, la Thatcher che diceva la società non esiste, siete solo individuo, loro sono cresciuti in rete, quindi hanno un approccio completamente diverso e ti serve appunto come know-how interno. Vorrei partire da questo, Andrea, poi arrivare a Capriolio. Voi avete un altro problema nel mondo dello sportswear che vi accomuna al mondo della moda. Avete un drammatico bisogno di intercettare le nuove generazioni, cioè i ventenni di adesso, trentenni di adesso, che poi saranno trentenni, quarantenni, e non parlo solo di te, parlo anche delle grandi case, e sono disperati, non sanno come fare. Infatti assoldano influencer, a mio avviso anche strapagandoli o pagandoli alla Dick of Dog, perché non sanno esattamente come e che cosa pensano le nuove generazioni. Tu come fai? Quanti ne hai in azienda e come fai a intercettare quelli che saranno i tuoi futuri consumatori? Non necessariamente adesso. Grazie, buonasera, scusate il ritardo. Diciamo intanto grazie anche per l'invito. Poi Sebastiano vorrei dire una cosa, cioè chiaramente credo tutti in azienda da tempo ormai siamo sollecitati su più fronti, un tema diciamo della capacità di attirare giovani, di coinvolgerli. C'è stata diciamo una fase anche abbastanza problematica. Io devo dire che recentemente e non so se siamo noi, se sono loro, se è la situazione, perché poi i piani si intrecciano e le ricette secondo me sono un po' difficili da dare. Certamente abbiamo avuto una fase, come dire, eroica del capitalismo e dell'imprenditoria di questa terra che ha dato tantissimo, forse ha prodotto anche di più e troppo. Forse c'è stato anche un momento di relax anche da chi ha avuto magari le disponibilità economiche che forse le generazioni precedenti hanno dovuto lottare per ottenere, però poi c'è stato un cambio di passo, di ritmo, la digitalizzazione, un cambio anche del modo con cui si entrava nelle attività industriali. Non voglio però fare una storia lunga, dopo magari cerchiamo di dare un po' di dinamicità all'interfaccia, quindi vado a rispondere un po' direttamente al tuo tema. Come azienda abbiamo avuto un problema molto grosso. Quando è arrivata la crisi avevamo anche un ceto, diciamo, di prima generazione, l'otto degli anni 70-80, che si avvicinava, diciamo, a un'area, diciamo, da pensione, e quindi è stato veramente difficile affrontare tutto il tema della digitalizzazione, perché chiaramente diciamo erano certo uno può pensare di fare anche delle attività di formazione, ma è chiaro che la base di partenza diventa un problema. In tempi più recenti quindi abbiamo avviato un cambio proprio di inclusione di giovani, ci siamo sforzati di farne entrare in varia maniera e nei vari settori, dal prodotto alla parte amministrativa. Ci siamo, diciamo, abbiamo sempre avuto delle buone relazioni con alcune scuole, per cui diciamo, questo ci ha un po' aiutato a prendere magari nell'area del prodotto. Poi abbiamo anche degli esperti, diciamo, che in qualche modo ci aiutano a trovare, diciamo, delle soluzioni, e abbiamo anche cercato comunque di mettere assieme le due generazioni, perché poi tra l'altro anche nelle aree più creative ovviamente c'è bisogno del linguaggio del giovane, certo, ma l'esperienza è anche un valore pazzesco. Se uno riesce a metterli assieme trova, diciamo, una combinazione fantastica. Non è facile, io devo dire che in questo momento sto vivendo una fase, soprattutto in alcune aree del prodotto, particolarmente fortunata. Siamo riusciti a trovare finalmente, diciamo, i vecchi bravi, molto bravi, anzi entusiasti dei giovani e di questa possibilità di sperimentare il nuovo. Quindi, e anche di un linguaggio che magari non è sempre comprensibile, però è tollerato, è vissuto
crea curiosità e fa giocare. Senti, un po'. due cose rapidissime. Quindi tu il tema del mismatching, che poi invece affronterò con la Capriolio, cioè ho visto i dati Excelsior di una settimana fa, 525.000 professioni cercate nel mese di settembre, 235.000 la stima di più o meno il 40%, resta lì il mismatching. Non hai avuto come problema? Scusa? Il mismatching, il mancato incontro? No, abbiamo avuto problemi, abbiamo sofferto, è stata Ma adesso, negli ultimi mesi? No, adesso io sono soddisfatto perché vediamo un'accelerazione pazzesca, poi è ovvio che quando... Ma al di là del rapporto con le scuole, perché un altro tema che hai messo prima è il tema anche del salario. Sì, certo. Salario è quella roba che devi dare a fine mese. Giri da una parte all'altra non si sente. Salario, certo. Il salario, ISCEI. Io ritengo che non sia l'unica leva, però siccome si parlava della fuga, diciamo, dei giovani e del non rientro, ci sia anche un tema salariale. Ma guarda, se posso dire su questo, secondo me c'è sicuramente questo tema, ma devo dire, per quanto ci riguarda, noi gestiamo una cosa di mercato, quindi non è che facciamo noi il mercato, per cui io devo contendere, devo soddisfare questi ragazzi. Ho dei concorrenti anche temibili, perché magari in un certo momento gli influencer, c'erano delle professionalità nel digitale che promettevano e magari anche in alcuni casi davano delle remunerazioni molto più importanti, molto più immediate e forse più facili che costruire una carriera in azienda, che comunque è una cosa più complessa, perché devi anche apprendere come stare in un'organizzazione più articolata. Devo dire che per esempio uno di questi cambiamenti più recenti è anche una comprensione del fatto che diciamo, le capacità diciamo, chiamiamolo così in generale, digitali, però organizzate e in schemi di squadra e anche con diciamo, combinazioni nuove magari, perché anche noi stiamo sperimentando con i mezzi anche delle modalità di interazione che forse tra i reparti, commerciale, comunicazione, marketing, eccetera, forse prima non erano sicuramente così, avevano delle strutture più verticistiche, esattamente, con un'organizzazione più tradizionale. Bene, adesso diciamo magari questa cosa qua fa scattare delle scintille che oggi ci portano ad avere un altro problema molto grosso per noi, per esempio, è stato nel passato, vabbè, adesso abbiamo avuto anche il Covid, che è stata un po' una sfida, ma il tema dello smart working, ma anche della integrazione in azienda. Questo è stato un tema fortissimo, c'è la gente che diceva no, ma io voglio lavorare solo a casa. Guarda, l'ultima domanda che avevo per te, perché è la prima che ho poi per la Capriolio, più che smart working, diciamo, quello che è rimasto del Covid è sicuramente una maggiore sensibilità per la flessibilità, che io lo vedo anche personalmente, non è solo dire, sì certo abbiamo fatto anche un accordo con i sindacati sulla quota di smart working, però è proprio un tema di maggiore flessibilità, cioè di dire ma ascolta che il lavoro non lo faccio solo in ufficio, non lo faccio solo in fabbrica. Alcuni dicono guarda che questo però poi alla lunga potrà essere conveniente all'inizio, potrà essere una tantum conveniente ovviamente in un caso specifico, ma se tu lo strutturi alla lunga fa perdere produttività. Altri dicono no, guarda che è l'esatto contrario, il dipendente lavora meglio, è più flessibile, così. La tua opinione su questo, fermo restando che la mia opinione è molto spassionata, è un po' alla Elon Musk, quindi io dico in azienda molto, perché bisogna socializzare. Noi abbiamo bisogno di team forti, che la nostra flessibilità è una flessibilità a impegnarsi di più, no? A crescere. Viviamo, cioè, se tu pensi al mondo dello sport non è che ha 8 ore, comincia alle 8 e finisce, no? Sono i sabati e le domeniche, è un po', diciamo, va vissuto un po' come una partita un po' diversa. Certo, ci sono segmenti di professionalità diverse, chi processa fatture mi preoccupa un po' meno, anzi, diciamo va benissimo, ok? Ma diciamo chi fa commerciale, comunicazione, sponsorizzazione, eccetera, cioè non è che, perché il coordinamento comunque di queste persone è un onere, poi te ne devi dar carico, e in un mondo che cambia così rapidamente diventa, se non c'è un'autocapacità ai livelli più bassi di governarsi e di coordinarsi, è impossibile per quanto ci riguarda. Allora, Capriolio, da qui ripartiamo. Mi dica una cosa, poi se vuole intervenire anche sul tema dei salari, visto che voi come Umana vedete anche tutte e due le parti. Ma lei, ripeto, nessuno ha la verità rivelata, ma che idea si è fatta sulla flessibilità? Non è solo lo smart working.
aumenta l'elemento produttivo perché attrae magari anche persone che dicono no, io in quell'azienda non vengo, è troppo rigida, troppo vecchio stile, non ha quote smart, oppure alla lunga c'è il rischio che appunto lo scambio anche inconscio, destrutturato, informale, quello della macchinetta del caffè, non è solo il team di lavoro, c'è anche il team di lavoro a cui faceva riferimento Tomat, ma poi perdendo quello, se tu non lavori solo per far fatture, ma devi mettere un valore aggiunto che è un'idea, che è qualcos'altro, poi si perde quell'elemento produttivo. Il microfono anche il suo. Avevo acceso, bene. Tanto buonasera a tutti quanti. Io, allora, se devo rispondere ascoltando quello che dicono le piattaforme di incontro, domanda, offerta di lavoro, che dicono che è indispensabile come primo punto di attrazione dei giovani a scrivere che l'azienda ha un posto di smart working. Se devo invece rispondere con quello che penso e sento, penso che non possiamo nemmeno generalizzare questo fenomeno e che il risultato dipende molto da come un'azienda è gestita, dal coinvolgimento delle persone e dalle singole persone. È chiaro che se l'azienda ha gestisce gli obiettivi in maniera molto chiara, se coinvolge le persone verso il risultato, questo tipo di attività in smart working porta anzi maggiore risultato. Questo noi lo vediamo tante cose. E poi è vero, come diceva Andrea Tomat, non è possibile per tutto, non è possibile per la produzione, anche se so che molte aziende si stanno attivando per cercare di fare anche questo. Quindi non vorrei a casa, io l'ho già visto quello smart working lì però, perché quando ero bambino la donna, diciamo la Colf, aveva nella macchina le tomaie perché tornava a casa, adesso non vorrei tornare al cottimo perché quello non è smart working, quello era lavoro nero. Però. Infatti. Adesso Mose era bianco, dai Andrea. Quindi dipende moltissimo dalle diverse situazioni e dipende anche da queste attuali generazioni che lo cercano di più, però stiamo arrivando ad alcune aziende che ci hanno detto che avevano ragazzi del sud in smart working perché appunto è vero, prima lo diceva Paolazzi, molte intelligenze sono venute in Italia dal sud che sono tornati, hanno lasciato l'affitto a Milano, sono tornati a vivere a sud e oggi tornano solo se sono 5 giorni su 5 di smart working. È chiaro che questo è un altro elemento in più che rende difficile, anzi che favorisce il mismatching perché funziona così. Poi le aziende più agili stanno aprendo tutto il mondo informatico a Bari, noi siamo a Bari da sempre e lì c'è veramente una cosa incredibile, oltre a una manifattura straordinaria. Infatti quando qualcuno dal nord dice ma perché non portiamo su le persone del sud, io inorridisco sempre e le colleghe di Bari mi dicono no per carità, ma se non abbiamo neanche per trovarli qui. Ma come mai Bari? Questa è una cosa che mi incuriosisce. Cito Bari perché è il luogo del sud in cui siamo arrivati per primi, dove forse ci siamo sviluppati di più e dove c'è un'imprenditoria per molti versi anche simile alla nostra. Sì, levantina di piccola e media impresa, certo. No, non ho capito perché ci sia questo forte investimento a Bari. Da parte per l'informatica, perché lì sono nate molte aziende, ci sono molte aziende del nord informatiche che hanno titolari pugliesi. E molti hanno sviluppato le aziende giù, oltre a essere anche a Milano, e questi sono stati i primi che si sono trovati poi per i clienti del nord in difficoltà. E lì man mano si è sviluppata e si sta sviluppando sempre di più un distretto, se lo chiamiamo come i vecchi tempi, fortissimo da questo punto di vista. E quindi i ragazzi che sono andati giù rimangono giù. Mi rispondo sull'altro tema, la questione salariale, che non ho detto che sia l'unica questione. Nella fuga e nel saldo negativo che prima Luca Paolazzi mostrava, ma non è neanche una questione che si può sempre ignorare o dire che c'è solo il reddito di cittadinanza. Come la vedete la questione salariale voi? Il tema salariale è importante, ma legandolo al tema fiscale non c'è dubbio. Non è l'unica cosa, non è la prima cosa che un ragazzo che cerca lavoro chiede oggi, perché
forse al numero 1 viene la maggior libertà nel modo di lavoro, e il percorso di carriera, che è un po' questa idea di, insomma, di avere, che hanno i ragazzi di oggi, anche giusto, di usare le imprese per il loro percorso personale, un po' per far curriculum, un po' per arrivare sempre più in là, perché la verità è che nessuno dei ragazzi, adesso anch'io generalizzo, la maggior parte dei ragazzi della nuova generazione pensa di rimanere per sempre in un'azienda. Nessuno. Quindi questa idea è posto fisso assolutamente, e anzi però si preparano per andare dove vogliono arrivare, per un percorso, è una questione di percorso. Allora, velocizziamo gli interventi. Chi è che l'ha scritto? Siamo partiti mezz'ora in ritardo, Presidente, sto facendo il possibile. Allora, metodo Belli, no scherzo, adesso sto per chiudere. Mi dice cos'è il metodo Belli senza farsi pubblicità, quindi deve per forza stare zitto, e invece mi dice perché e quanto, secondo lei, invece, la digitalizzazione, per usare il parallelo che prima abbiamo fatto con la sostenibilità, viene percepita per quello che è, cioè come un elemento di rivoluzione. Io dico sempre, era come se tu a inizio secolo scorso avessi chiesto: ma sai, l'elettricità a me non è il mio settore. L'elettricità non è un settore, è trasversale a tutti i settori, che tu faccia selle, carrozze o armadi, l'elettricità ti serve per lavorare d'inverno. Ecco, quindi io delle volte noto ancora questa ermalia digitale. Sì, ho il sito online, cioè quanto viene capita la digitalizzazione come strumento abilitante qualunque tipo di professione, sia di servizi che di manufatti, e quanto invece ci si riempie molto la bocca per fare i fighi, diciamo, come dicono alcuni. Prego. Sarò veloce. Buonasera a tutti. In primo luogo grazie mille per la Presidente per l'invito qui, e vi porto i saluti di tutto il gruppo Giovani Imprenditori di Napoli. Io vengo da Napoli. Per me la questione digitale non è una moda, ma è, diciamo, la mia missione di vita a 10 anni. Perché? Perché io ho chiuso un'azienda di 50 anni di storia, di terza generazione, possiamo dire a causa del digitale. Era una tipografia industriale, 50 anni, 50 dipendenti, noi lavoravamo con Enel, Telecom, Xerox, quindi diciamo una realtà importante, chiusa perché ci siamo distratti. Non abbiamo pensato in tempo che il digitale potesse essere un qualcosa che distruggesse un settore, e il settore della stampa è uno dei primi, diciamo, che è stato aggredito dal digitale. Quindi io vi porto la testimonianza del digitale non è una moda, ma è una cosa molto importante. E vi cito 2 elementi fondamentali. Io, oltre ad essere un imprenditore, sono anche un dottore di ricerca. Esistono delle ricerche che ci testimoniano una cosa importantissima. Negli anni 80-90 il tempo di vita medio di un modello di business era 20-30 anni. Cioè significa il modo in cui le aziende producevano, vendivano servizi, prodotti, raggiungevano i clienti, avevano determinati tipi di processi, competenze, aveva un arco temporale dai 20 ai 30 anni. Oggi parliamo di 5-10 anni. Quindi significa che la tecnologia è, come viene chiamata, e non perché noi prendiamo, diciamo, una nomenclatura americana, no? Disruptive technology, perché è distruttiva. Perché obbliga le imprese a diventare aziende darwiniane, cioè aziende che imparano ad adattarsi velocemente al contesto che cambia. E questo è un elemento difficile per noi, Paese Italia, che in realtà siamo molto conservatori. Quindi abbiamo da un lato la tecnologia che spinge e da un lato, diciamo, un elemento conservativo. E una seconda cosa che vi porto è che le aziende digitali hanno performance economiche, reddituali e di valore superiori ai competitor non digitali, e hanno una prospettiva futura maggiore dalle aziende non digitali. Per questo dicevo, è la mia missione di vita. Però visto che lei ha fatto un ricordo anche molto, molto sentito degli errori, io apprezzo sempre, in questo paese c'è una difficoltà enorme a ammettere il fallimento, però io ho scritto un libro che si chiama Terra Incognita. Se tu sei in terra incognita lo devi mettere in conto per assodato il fallimento, perché se tu non hai mappe, non hai mappe, carte nautiche, è ovvio che sbaglierai. Magellano ci mette 3 anni a trovare lo stretto di Magellano, sbaglia ogni volta, ma non è che invece qua, come un ragazzo sbaglia, apro e chiudo al volo, lo castriamo, hai fallito l'impresa, questo qua a quel punto si spiaggia sul divano e non fa più una mazza.
Quindi vediamo anche di uscire da questa logica che il fallimento, chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia mai. Quindi, e ditelo anche ai vostri genitori eventualmente, che il fallimento, perché poi il fallimento tarpa le ali a tutti in questo paese, perché ti resta una lettera scarlatta, un marchio di infamia. Però siccome voglio ascoltare la Presidente, le chiedo un'ultima cosa da questo punto di vista. L'errore più grosso che lei vede fare, sulla base anche della vostra esperienza, voi ci siamo distratti, non è solo questo. L'errore più grosso che lei vede fare adesso, quando un'impresa di dimensioni più o meno come la sua, sui 50, 80 dipendenti, affronta il tema del digitale, qual è? E pensare che la digitalizzazione sia un problema tecnologico. Non è un problema tecnologico mai, è un problema strategico, di approccio, è un problema di competenze. E finisco. No, vada. L'obiettivo oggi di un'azienda dovrebbe essere quello di aumentare il livello di maturità digitale. Diciamo che già trasformazione digitale è una parola vecchia, ce lo possiamo dire. Dobbiamo parlare di maturità digitale, che ha due componenti. Le capabilities, cioè la capacità che l'impresa ha di sviluppare tecnologie, prodotti nuovi, servizi nuovi, marketing, e la readiness, cioè la capacità che l'azienda ha di essere pronta a competere in un mercato digitale che cambia. E il problema più grande è che le imprese si focalizzano di più sulle capabilities e meno sulla readiness. Chiudo, si parlava di smart working. Secondo me c'è un problema sullo smart working. Noi confondiamo il remote working dallo smart working. Io posso fare smart working in azienda, perché smart working significa lavorare in un modo che è completamente diverso da quello che abbiamo anche ereditato noi dai nostri, diciamo, genitori, cioè tempo uguale prestazione. Lo smart working è lavorare per obiettivi, con una metodologia, per esempio noi utilizziamo, si chiama OKR, obiettivi e key result. Nel momento in cui lavoro con obiettivi qualitativi e risultati chiave quantitativi, io posso lavorare in smart dall'ufficio o dalla spiaggia. Mentre il remoto è quello che noi chiamiamo smart, che tu sei solo in spiaggia o a casa. Il remoto, sto a casa, devo accendere il computer. Ma questo è un tema delicatissimo, voi lo sapete meglio di me, cioè se noi pensiamo che lo smart working sia prendere le 8 ore, le 7 ore e 40, le 8 ore e un quarto e portarle pare in spiaggia o a casa mia, quello non è smart working, quello si chiama lavoro a distanza, ma l'orario, il cartellino è identico a prima. Lavorare per obiettivi, che è una cosa molto importante, significa che io posso stare 1 ora, 2 ore in azienda, l'importante è quando, perché lavorare per obiettivi significa anche avere un T1 e un T2, cioè un tempo 1 e un tempo 2 di raggiungimento. Una volta che me li porti a casa, a me non me ne frega nulla. In questa terra non sarà facilissimo, perché qui ti voglio vedere fisicamente, voglio vedere che entri la mattina, però dimmi Andrea che devo chiudere. Però aprite questi microfoni. Fatti gli smart microphone. I piedi per terra, perché voglio dire, dare gli obiettivi non basta, bisogna misurarli, bisogna vedere se sono giusti, se sono stati sbagliati, bisogna riformularli. Allora il problema vero è come articolo il sistema di controllo, perché in una gestione, se tu non hai singole persone, ma hai team di lavoro, questo è un problema, no? Allora, nel passato abbiamo avuto schemi organizzativi, non possiamo buttare via l'organizzazione come se fosse niente, adesso la giriamo e 100 anni di storia organizzativa li buttiamo nel cestino. Aggiungiamo un pezzo, va bene, dammi tutte le formule per arrivare fino lì e oggi non ci sono. Okay? Quindi va bene, io credo che possano essere dei temi che si possono affrontare per delle particolarità produttive, organizzative, eccetera. Ci andrei piano a dire che insomma ecco, facciamo via il bambino con l'acqua sporca. Certo. Capriolio, che poi chiudo. Su questo, cioè, dice da un lato attenzione al comune dello smart con il remote working, dall'altro bene, sugli obiettivi Tomat dice sì, però la potenza è niente senza controllo, l'obiettivo è niente senza una misurazione del risultato ottenuto e la capacità di riformularli. Prego. Sì, quello che dicevo prima è fondamentale, infatti come uno si pone, come l'azienda ha educato le proprie persone alla logica dell'obiettivo quindi questo determina il risultato, ma non dimentichiamoci che poi i manager, chi deve vedere questi risultati
sono persone che sono state cresciute con altre logiche e quindi c'è una grande difficoltà, quindi dobbiamo lavorare moltissimo anche su chi nelle aziende... Bisogna lavorare sul Tomat, No, so no, cosa sul mi stai Tomat, dicendo, bisogna lavorare sul c'è Tomat. altro da fare Io prima sono di lavorare su d'accordo. Andrea Tomat, quindi però bisogna lavorare, quindi è un percorso e questo è il motivo per favi cui... un corso in una fabbrica di produzione, ha fatto 2 giri e poi... Io continuo a parlare di percorso perché comunque questo aiuta normalmente la crescita dell'azienda a tutti i livelli, come la digitalizzazione, perché anche quel periodo che abbiamo passato ha costretto, tra virgolette, tutti noi a fare cose che prima non facevamo. Noi in Umana mai e poi mai avremmo dato un computer fuori che era connesso con la nostra rete, quindi delicatissima, siamo stati costretti a farli in poche ore, zone rosse che pareva chiudessero, tutte le nostre persone. Un minuto su questa cosa perché è stata divertente raccontarla adesso. Noi gestiamo in azienda tutte le paghe e tutte le fatture. Adesso mediamente 35.000 cedolini con 100 contratti diversi di lavoro. La stragrande maggioranza delle nostre persone che fanno questo a Marghera vivevano in comune di Mira, che pareva diventasse zona rossa dopo un giorno. Cosa abbiamo fatto? Beh, non solo abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo mettendo dei mezzi per lavorare da casa, ma siamo organizzati per spostare tutte le persone che vivevano a Mira in una nostra azienda del gruppo con sede a Mira, che aveva, guarda caso, persone che vivevano in Comune di Venezia e le abbiamo strutturate per venire là. Ci abbiamo fatto uno scambio di sede in poche ore. Poi non è servito perché non è diventata zona rossa, bene o male che sia questo, però è stato un esercizio per tutti noi di fare delle scelte. Conoscendo Brugnaro pensavo avrebbe semplicemente invaso Mira da Venezia, che era più semplice. Era più semplice, però posso dire che Belli chiudere Brugnaro con non ha influito molto. Un'ultima cosa che volevo raccontarvi. La questione digitale, un percorso di digital transformation è un momento perfetto per iniziare o cavalcare un passaggio generazionale. È proprio quello strumento, chiamiamolo strumento, che abilita un passaggio generazionale, cioè far sedere 2 generazioni, come si diceva all'inizio, no? I giovani che portano una visione, che portano delle idee, con una parte più tradizionalista. Allora, grazie. Sì, sono d'accordo che poi sia un elemento abilitante anche in un passato, non è che sia in automatico, perché sennò stiamo già dicendo che è abilitante solo per i giovani, però sicuramente è un momento, ma prima veniva detto da qualcuno di voi, che forse da te Andrea, che far lavorare operai con esperienza, come operai giovani, è mutualisticamente un accrescimento per tutti e due. Grazie a Maria Raffaella Capriolio, grazie a Andrea Tomat, grazie a Raffaele Belli. E l'ultimo applauso che vi chiedo è quello per la vostra Presidente, quindi per Manuela Galante, che conclude questa bella giornata e che ringrazio. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Come avrete notato siamo in super ritardo e quindi cercherò di velocizzare il mio intervento. Parto innanzitutto con i ringraziamenti. Desidero ringraziare tutti gli ospiti che mi hanno preceduto e un ringraziamento particolare al nostro Presidente Vincenzo, che ha sempre avuto una grande fiducia, prima di tutto in me e in tutto il nostro gruppo giovani, lasciandoci sempre la strada aperta senza metterci mai dei paletti. Abbiamo voluto dedicare questa nostra assemblea ad un tema a cui non diamo mai la dovuta importanza, perché troppo concentrati ad affrontare le sfide di ogni giorno e a far fronte ai molti problemi che vengono da lontano. Troppo spesso il nostro Paese guarda avanti tramite lo specchietto retrovisore. Ci sembra doveroso quindi, come gruppo giovani imprenditori di Confindustria Venezia e Rovigo, riflettere su quale futuro attende le nostre imprese, richiamando l'attenzione della politica impegnata in una campagna elettorale che ha messo in secondo, non in secondo, ma forse in terzo piano, i temi dell'impresa e del lavoro. Come sapete, questo sarà il mio ultimo intervento da Presidente del Gruppo Giovani, che ho l'onore di guidare insieme ad un consiglio direttivo di alto spessore e umano, senza il quale il tutto sarebbe stato enormemente più complicato. Ora, il processo di aggregazione, iniziato nel 2015 con la nascita di Confindustria Venezia, area metropolitana di Venezia e Rovigo,
è destinato ad accelerare con l'unione di Assindustria Veneto Centro, da cui sta prendendo vita la seconda associazione territoriale confindustriale italiana, e il cui gruppo giovani sarà presieduto da Alice Pretto, che ringrazio per essere qui con noi stasera. Concedetemi un breve passaggio personale su questi 4 anni di presidenza, che sono stati attraversati da sfide senza precedenti per magnitudo e vicinanza temporale, a testimonianza del fatto che viviamo in un mondo in rapida e continua evoluzione, nonostante possa sembrare il contrario, ascoltando molti discorsi pronunciati in quest'ultima campagna elettorale. Subito dopo lo scoppio della pandemia, ricordo come fosse ieri la data del 21 marzo 2020, che dispose la chiusura di tutte le attività produttive ritenute non essenziali o strategiche per il nostro Paese. Per la nostra azienda non era la prima crisi in 46 anni, ma era senz'altro imprevedibile ed inimmaginabile. Per la prima volta ci veniva detto che la mattina successiva non saremmo potuti andare a lavorare. Continuavamo a domandarci sconfortati: se chiudiamo cosa facciamo? Chi lavorerà? Chi porta avanti il lavoro? Chi costruirà le nostre macchine? Come tanti colleghi vivemmo lo smarrimento dovuto a quella situazione, perché si interrompe quel legame viscerale tra noi e le nostre imprese. Ma fare impresa vuol dire trovare il coraggio di superare sfide nuove ed impreviste, navigando tra un codice ateco e l'altro. E così, tra 1000 difficoltà e di DPCM approvati da chi non è mai stato in una fabbrica, riuscimmo a riprendere l'attività, facendo tutto il possibile per garantire la salute e la sicurezza dei nostri collaboratori. Nel momento in cui cominciavamo a credere nella ripresa, con l'insediamento del governo Draghi, che godeva di una solida credibilità internazionale e sembrava persino che fossimo usciti definitivamente dalla pandemia, lo scoppio della guerra in Ucraina ci ha presto riportato tutti alla dura realtà, accelerando ed esacerbando tutta una serie di fenomeni che erano già in corso. Quest'estate, poi, come se non bastasse, la prematura caduta del governo Draghi e l'indizione di nuove elezioni che avranno luogo tra 10 giorni, ma che avremmo preferito si tenessero alla scadenza naturale, per permettere all'esecutivo di proseguire il lavoro cominciato in una fase di grandi pressioni inflazionistiche. Ecco, proprio questo appuntamento elettorale così prossimo mi induce a una serie di riflessioni e richieste a nome dei giovani imprenditori delle province di Venezia e Rovigo. Riflessioni che vogliono riportare l'attenzione di tutta la politica sul futuro dell'impresa e del lavoro. Il prossimo esecutivo è chiamato a trovare delle soluzioni, collaborando con l'istituzione e i partner europei ad alcuni grandi temi che chi fa impresa e lavora ha ben presente. Non entrerò quindi nel dettaglio, ma mi limiterò ad un inevitabile richiamo, anche perché sono stati oggetto della nostra Assemblea e ben delineati finora, portando esempi concreti e mettendo in evidenza le ricadute sul nostro territorio. In primo luogo, la questione energetica. La possibilità di un razionamento si fa sempre più concreta, anche perché da decenni siamo privi di una politica sul tema, autocondannandoci ad una dipendenza pressoché totale dall'estero a cui stiamo provando a reagire in piena emergenza. Non possiamo che apprezzare le iniziative intraprese dal ministro Cingolani, ma dobbiamo trovare una soluzione di lungo periodo perché già prima dell'inizio della guerra in Ucraina le nostre imprese pagavano un costo superiore rispetto ai principali competitor europei. Lo stesso ministro Cingolani ha più volte ribadito che le rinnovabili sono certamente una priorità irrinunciabile, ma ha aggiunto che è impensabile che la seconda industria manifatturiera europea e settima mondiale possa vivere di solo sole e vento. Le sanzioni nei confronti della Russia sono senza ombra di dubbio misure straordinarie, opportune e necessarie, vista la tragedia umana in corso. Le conseguenze sulle nostre imprese si fanno sentire e le leggiamo nei dati relativi al crollo dell'interscambio. Occorre una verifica di quali sanzioni stiano funzionando, colpendo effettivamente la Russia e quali no, per ridurre al minimo l'impatto sulla nostra economia. Permettetemi una piccola digressione storica. Dal dopoguerra fino a pochissimi anni fa,
l'Italia ha rappresentato una formidabile cerniera nei rapporti tra Est ed Ovest, mediando tra fondamentalismi di ogni tipo. Ritengo che oggi la diplomazia italiana avrebbe tutti i mezzi per giocare un ruolo di mediazione dal quale potremo uscire tutti vincitori. Perché non provarci? Torniamo al gas. La partita è inevitabile, si gioca a Bruxelles. L'Unione Europea deve trovare il consenso necessario attorno alla proposta italiana di un prezzo al tetto del gas, favorendo al contempo la creazione di un centro di acquisto unico, così come fatto per i vaccini, facendo valere il proprio peso specifico. Il secondo tema è strettamente collegato al primo e riguarda l'impennata inflazionistica e delle materie prime. Tutti fattori che concorrono a comprimere ulteriormente i nostri margini, già soffocati da una pressione fiscale e contributiva sempre più elevata, che disincentiva la crescita dimensionale e l'incremento degli organici. Il terzo, invece, è soprattutto conseguenza della ripresa, seguita alla prima fase del Covid, cioè la difficoltà di approvvigionamento e i colli di bottiglia nella catena di fornitura che tutti noi stiamo sperimentando. Diversificazione e reshoring sono diventati termini all'ordine del giorno. I tempi di consegna si sono allungati enormemente. I listini e i magazzini sono stati rivoluzionati in un istante. Quest'ultimo tema è utile per riflettere su un punto. Tutti questi eventi hanno rivoluzionato il mondo che avevamo conosciuto negli ultimi anni, sgretolando le nostre certezze e obbligando chi fa impresa e lavora a rivedere totalmente abitudini e priorità. Abbiamo dovuto trovare soluzioni nuove e diverse a situazioni nuove e diverse che si sono concentrate nell'arco di soli 2 anni. Inizialmente questo l'abbiamo fatto animati dall'innato spirito di sopravvivenza, ma poi sempre più spinti dalla speranza di costruire un domani che sia migliore di ieri, mossi dall'entusiasmo che deve avere chi fa il nostro lavoro, con coraggio e fiducia, nonostante le avversità e il contesto in cui ci muoviamo. Per natura, sia come giovani e sia come imprenditori, siamo portati a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno. È questo spirito che ci ha consentito di superare queste difficili sfide. Pur dubitandone molto, mi chiedo se questo spirito è lo stesso che muove la nostra classe politica. Se così è, questo è il momento di dimostrarlo. Purtroppo la campagna elettorale a cui stiamo assistendo ci sta dicendo invece il contrario. I temi dell'impresa occupano posizioni troppo marginali nelle agende dei partiti, persino nell'agenda più famosa, sventolata da molti quasi come un feticcio. Pertanto, permettetemi alcune proposte per metterla subito alla prova e testare la disponibilità al confronto con chi ogni mattina si sveglia e compete nei mercati internazionali. Comincio anche in questo caso partendo dall'esperienza personale, perché deve esserci maggiore consapevolezza circa le straordinarie potenzialità del nostro Paese. L'azienda della mia famiglia realizza il 98% del proprio fatturato dall'export. Per questo motivo ho sempre avuto la fortuna di viaggiare molto. Ovunque vada, i prodotti e i marchi del Made in Italy sono presenti, spesso più di quelli dei concorrenti di altri paesi, entrando nelle vite e nelle case di miliardi di persone. E non parlo solo delle vetrine dei negozi di moda in centro città, ma soprattutto di ciò che non si vede, dalla componentistica per l'automotive, parte integrante della catena del valore internazionali, alla meccanica di precisione, fino ai valori intangibili che ruotano attorno ad uno stile di vita, quello italiano, che suscita ammirazione e invidia ovunque. E questo successo come lo abbiamo conquistato? Da soli. Da sole le aziende italiane sono riuscite a realizzare una crescita dell'export nel primo semestre di quest'anno di oltre il 22% rispetto allo stesso periodo del 2021, superando addirittura i nostri partner tedeschi e francesi. In questi giorni di campagna elettorale mi rivolgo ai candidati che sono venuti in tour nel nord-est per cercare consenso in un territorio fondato su piccole e medie imprese, economia reale ed export. Quando parliamo di tutela e valorizzazione del Made in Italy, troppo spesso la politica si dimentica che l'industria e le specializzazioni produttive del nord-est sono una delle principali leve per l'export e la valorizzazione dell'Italia nel mondo.
Il prossimo governo deve rimettere al centro della propria agenda una seria politica di sostegno all'internazionalizzazione e al Made in Italy. Ciò che facciamo meglio di tutti gli altri deve essere valorizzato, stimolando e sostenendo le imprese ad andare dove non sono presenti o lo sono troppo poco. Ci sono molti mercati da esplorare. Parliamo di realtà che presentano grandi prospettive, ma che spesso non sono note ai più. Bisogna avere il coraggio di esplorare strade nuove, anche in paesi in via di sviluppo che necessitano di competenze e infrastrutture. Altri stati hanno già aiutato le loro imprese a raggiungerli con il supporto di società pubbliche che gli aprono la strada. Da noi invece è già abbastanza se queste non ci ostacolano. Al contempo, però, il nuovo esecutivo deve attuare il prima possibile la legge quadro sull'autonomia, approvata oltre 50 anni fa dal 98%, e ripeto, 98% dei veneti, attuando un principio costituzionale, quello dell'autonomia differenziata, da cui ne deriverebbe semplicemente una maggiore assunzione di responsabilità a livello locale, non entrando in alcun modo in contrasto con quanto detto in precedenza, perché consentirebbe di favorire le specializzazioni territoriali. Poi va sostenuto il lavoro. L'articolo 1 della Costituzione recita: l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Sostenere il lavoro significa sostenere le imprese, e noi imprese in questo momento abbiamo bisogno soprattutto del contributo che possono portare i giovani. Giovani a cui abbiamo dato ampio spazio nel corso della nostra assemblea e che sono stati al centro dei report della Fondazione Nord-Est di quest'anno, che hanno evidenziato aspetti cruciali, dal mismatch domanda-offerta alla necessità di fare di più per attrarre i giovani talenti, prevedendo percorsi di formazione e crescita all'interno dell'azienda. Abbiamo bisogno soprattutto di competenze tecnico-scientifiche, e qui penso agli ITS di recente riforma, e di rendere più fluido il passaggio studio-lavoro tramite esperienze in azienda, perché serve un sistema scolastico e universitario maggiormente integrato col mondo del lavoro, in grado di trasmettere ai giovani le competenze e le qualifiche richieste da un mondo in continua evoluzione. Tutti strumenti che ci consentono di valorizzare il capitale umano di cui disponiamo, evitando fughe di cervelli all'estero che non ritornano, perché qui non trovano giuste opportunità e stipendi adeguati. Sul cuneo fiscale ne parliamo da decenni, è necessario un intervento consistente. Finché non vi sarà una vera e propria operazione sistemica, sconteremo sempre un gap in termini di competitività che erode la nostra marginalità, ma che soprattutto non rende giustizia ai giovani e ai lavoratori, perché quelle risorse devono andare prima di tutto loro. Dobbiamo aiutare i giovani e le persone a lavorare, non a stare a casa. Vogliamo dirlo chiaramente, misure che disincentivano l'offerta di lavoro, come il reddito di cittadinanza, che ha visto una crescita esponenziale dei costi dal 2019 ad oggi, sfiorando i 9 miliardi nel 2021, pongono un freno allo sviluppo del nostro Paese. Torno ad insistere su un tema che avevo già affrontato in un mio intervento del 2020. Uno Stato moderno, efficiente e giusto non può prescindere da una burocrazia più snella e funzionale, al servizio del cittadino e delle imprese, e non il contrario. Norme bizantine e incomprensibili sono un ostacolo per chi vive e lavora nel nostro Paese, sia per chi vuole venire a investire per cercare ricchezza. Ma niente di tutto ciò sarà mai possibile se la politica non contribuirà a costruire un retroterra culturale che, scusate il gioco di parole, contrasti una cultura anti-impresa e anti-industriale largamente diffusa e che una parte non marginale della classe dirigente contribuisce a diffondere. Il Novecento è finito da oltre 2 decenni, l'Ottocento da oltre un secolo. Le logiche da contrapposizione frontale appartengono al passato. Questa è forse la sfida più complicata, perché dobbiamo smuovere quel substrato che si è accumulato nel corso di decenni. Sono le aziende a creare lavoro, non le leggi. Solo dal lavoro si crea ricchezza e benessere diffuso. Questo dà vita a quel circolo virtuoso che permette poi allo Stato di trovare le risorse necessarie per un welfare vero, per far funzionare il Paese, senza creare nuovo debito e pesare sulle spalle delle nuove generazioni. Mi rendo conto
che, visto quanto detto fin qui, nel rispondere alla domanda che ci siamo posti, ma quale futuro per le nostre imprese, verrebbe da chiedersi: e a me chi lo fa fare? Come imprenditori e come giovani vogliamo trovare una soluzione e delle opportunità da queste sfide problematiche di cui abbiamo parlato, perché domani sia più facile fare impresa di quanto lo è oggi. Per fare questo occorre ritrovare quella fiducia che si è andata affievolendo. Dobbiamo avere il coraggio, mossi dalla consapevolezza delle straordinarie potenzialità del nostro Paese, di far sentire maggiormente la nostra voce in tutte le situazioni in cui è necessario. Confindustria deve tornare protagonista della vita economico-sociale italiana. Tutti noi imprenditori siamo chiamati a fare la nostra parte, facendo squadra, collaborando, remando uniti per stimolare il cambiamento e l'innovazione, sfidando l'inerzialità del sistema. Quale futuro per le nostre imprese, quindi? Quello che sapremo costruirci oggi. Noi imprenditori lo stiamo già facendo e chiediamo di avere una politica che la smetta di essere d'ostacolo e diventi finalmente propulsiva per il nostro sviluppo. Perché, lo ricordo di nuovo, impresa significa lavoro, lavoro significa benessere, benessere significa tenuta sociale, progresso, sviluppo e cultura. Anche in questi anni tremendi, noi imprenditori non abbiamo mai mollato, abbiamo tenuto costantemente la barra dritta e la nave a galla, anche quando le onde sembravano travolgerci. Siamo pronti a farlo ancora, naturalmente, perché ce l'abbiamo nel sangue, ma non dobbiamo e non possiamo sentirci così soli. Concludo ringraziando il Consiglio direttivo e tutto il gruppo Giovani Imprenditori di Venezia e Rovigo, che nonostante gli anni difficili è comunque cresciuto. Ringrazio anche tutta la squadra che mi ha aiutato ad organizzare questa assemblea. Faccio un caloroso abbraccio ad Alice, che sono certa continuerà il lavoro fatto fin qui. E poi mi piacerebbe concludere con le parole che ha usato il nostro Presidente Bonomi all'Assemblea di lunedì in Vaticano, che non siamo quelli che vincono sempre, ma siamo quelli che non si arrendono mai. Grazie Presidente, i lavori sono conclusi. Grazie a tutti, buon lavoro.